siamo in diretta da Gemona del Friuli per la finalissima della Coppa Italia di Eccellenza, uno dei trofei più ambiti dalle formazioni del Friuli Venezia Giulia. L'Eccellenza schiera questa sera sul prato perfetto, devo dire, del Simonetti di Gemona, il Tor Viscosa in maglia azzurra e il San Luigi in maglia verde. Le squadre sono schierate al centro del campo, dietro le coppe, dietro il pallone, dietro al gonfalone, con gli stati maggiori della Federcalcio regionale, con la banda Alpina Giulia, con il coro che è il Tor, prime Tor di Gemona. Una festa meravigliosa, una festa organizzata dalla gemonese del presidente Pretto, una gemonese che ha fallito salto quella finale che aveva conquistato già l'anno scorso, vincendola anche con il mister Fabio Pittilino in panchina. Fabio Pittilino che è qui con me a fianco. Allora mister, non sono sicuro se era meglio vederti in campo e intervistarti alla fine oppure averti qui a fianco a commentare la partita. Tanto benvenuto, per me è un orgoglio e un onore averti qua. Grazie, intanto buon pomeriggio a tutti. No, sicuramente avrei lasciato a te l'onere di tutta la telecronaca, sei stato più volentieri in campo, però insomma sono convinto che le due squadre in mezzo al campo sapranno fornirci un ottimo spettacolo. Bisognerà vedere se funzionerà più la quadratura del Tor Viscosa oppure la qualità tecnica del San Luigi in questa cornice meravigliosa che è la Pedemontana. E faccio i complimenti alla mia gemonese perché hanno fatto veramente le cose a modo, il terreno di gioco è straordinario e il sole bacia nel miglior modo possibile questa giornata. Mentre lo speaker del Simonetti, Simone Fornasiere, sta citando i nomi dei giocatori sul terreno di gioco, io vi ripeto, a uso e consumo di chi si sia messo in collegamento con Udinese TV in diretta dal Simonetti di Gemona, solo in questo momento i due schieramenti: Tor Viscosa in maglia azzurra, in porta Buso, poi il numero 2 Pertoldi, il numero 3 Peloi, il numero 4 Deana, il numero 5 Zanon, il numero 6 Biasiol, il numero 7 Pavan, il numero 8 Gozzi, il numero 9 Borsetta, il numero 10 Lestani, il numero 11 Puddu. Il San Luigi che si schiera in maglia verde, in porta Furlan con il numero 1, poi il numero 2 Caramelli, il numero 3 Male, il numero 4 Potenza, il numero 5 Villanovic, il numero 6 Giovannini, il numero 7 Bertoni, il numero 8 Cottiga, il numero 9 il numero 10 Mujesan, il numero 11 Janezic e il numero 15 Stipancic. L'arbitro di questo incontro è Davide Santarossa della sezione di Pordenone, coadiuvato da Ret e Munitello. Il quarto uomo è Maccolini. Subito note di colore. Mi piace iniziare con questo: rappresentanza di tifosi direi più o meno equipollente, solo che i tifosi del San Luigi mi sembrano più vivaci, più rumorosi e anche dotati di bandiere, più compassati i tifosi del Tor Viscosa, anche se vedo dei vessilli, vedo delle bandiere anche biancazzurre a sostenere la formazione del presidente Midolini. Per arrivare a questo atto finale, il Tor Viscosa ha sconfitto nel primo turno, agli ottavi di finale, la Manzanese, mentre San Luigi ha battuto l'Oltre nel doppio confronto. Nei quarti di finale Tor Viscosa ha eliminato la Virtus Corno, mentre San Luigi ha espugnato il campo del Brian, che a suo tempo aveva anche eliminato con una partita che secondo me, se ne parla ancora a Fabio Pittilino, la partita di ritorno contro Brian, secondo me non ha tanta voglia di parlarne ancora oggi. Mentre le semifinali Tor Viscosa ha superato, e questa è stata quasi una sorpresa, il Chions, unica formazione ad aver battuto il Chions, mentre il San Luigi ha fatto fuori il Cordenons. Chiedo al mister Pittilino: mister, l'anno scorso l'hai vinta questa Coppa, come l'hai vinta l'anno scorso e cosa bisogna fare per vincerla, tu che sai? Ma ho letto l'intervista del mister Sandrin nel quale ha detto che devono fare la partita perfetta. Beh, questo è ciò che è successo a noi l'anno scorso e questo è quello che deve accadere in una delle due squadre che abbiamo qua di fronte, e devo dire che ci deve essere aggiunta quel pizzico di buona sorte che male non fa. E la partita col Brian è meglio non parlarne perché è ancora una nota dolente. Lo sapevo, mister. Le precedenti finali l'anno scorso, come detto, la Gemonese affrontò e vinse contro il Cianis Muzzane, la partita disputata a Manzano. Poi la Gemonese ha addirittura anche vinto la Supercoppa contro il Cianis Muzzane, vincendo la gara della Dacia Arena. 2 anni fa aveva vinto il Vesna di Gigi Sandrin contro il Flaibano.
3 anni fa aveva vinto la Virtus Corno contro il Chions e 4 anni fa aveva vinto il Chions proprio con Pino Vittore in panchina nella finalissima di Manzano contro il nella finalissima di Cervignano contro il Cras. In nazionali. I nazionali che hanno salutato l'ingresso delle squadre, c'è il pubblico delle grandissime occasioni al Simonetti. Secondo me, se ci fosse stata un'altra tribuna uguale a questa, sarebbe stata piena anche quella, e anzi avrebbero tutti i tifosi, tutti coloro che stanno ancora cercando di entrare qui sull'impianto gemonese, avrebbero riempito uno stadio ben più grande di questo. Bellissima l'atmosfera, davvero. Poi tra l'altro c'è anche un bel sole che ci dà la possibilità di godere di una perfetta giornata quasi di inizio primavera per questa sfida tra San Luigi e Torviscosa. San Luigi in maglia verde, Torviscosa in maglia azzurra. Nell'alba d'oro della manifestazione abbiamo visto che nelle ultime edizioni ha vinto la Gemonese, poi Vesna, Virtus Corno, Chions, San Daniele, Manzanese, Fontanafredda, Monfalcone. Sono tutte società di grandissimo lignaggio. Vediamo ora chi tra San Luigi e Torviscosa si riuscirà ad alzare la Coppa Trofeo Diego Meroi. Come già detto anche in precedenza, per entrambe sarebbe la prima volta. Non è la prima volta per i due allenatori invece che hanno già conquistato questo trofeo. Gigi Sandrin allenando il Vesna nella finalissima di Manzano contro il Flaibano 2 anni fa, mentre Pino Vittore ha alzato il trofeo Diego Meroi alla guida del Chions contro il Cras nella stagione 2013-2014, in quella giornata da Tresenda a Cervignano con pioggia, neve, grandine, c'era di tutto. Sembrava quasi che non si riuscisse a giocare nel nubifragio dell'arena di Sabo di Cervignano del Friuli. Poi alla fine è stato il Chions a sollevare quella coppa. Nota interessante è che nelle ultime 5 edizioni non ci sono mai stati tempi supplementari, perché anche l'anno scorso il gol di Tocchetto diede la vittoria alla Gemonese negli ultimi 10 minuti. Supplementari che nelle 25 edizioni, 27 insomma, ci sono occorsi solo 8 volte. Questo è un dato anche logistico che dico anche alla regia, potrebbero esserci tempi supplementari ad eventuali rigori, per cui dobbiamo stare ovviamente allerta per gestire e calibrare il palinsesto alla bisogna. Parlando di regia, io ringrazio tutti i ragazzi che sono qui a Gemona del Friuli con me per questa telecronaca in diretta in esclusiva su Udinese TV. Ringrazio anche coloro che si stanno impegnando in regia, in galleria Antivari, e buona partita a tutti. È già stato effettuato il sorteggio. Ricordo che la terna arbitrale è composta da
Davide Santarossa, che è l'arbitro centrale, sezione di Pordenone, l'assistente Lorenzo Rette, assieme a Marco Munitello. Il quarto uomo è da Michele Maccorin della sezione di Pordenone. Se non ho capito male, è stato il Tor Viscosa ad aver vinto il sorteggio, per cui Tor Viscosa attaccherà da sinistra verso destra rispetto ai nostri teleschemi, mentre San Luigi da destra verso sinistra, o nord-sud come dicono in Carnia. Fabio Pittilino, allora ci sono assenze importanti, tu hai affronti in campionato queste due formazioni, ce le descrivi partendo dal Tor Viscosa? Allora direi che il Tor Viscosa con l'avvento di Vittore ha trovato una notevole quadratura, tant'è vero che ha preso pochissimi gol nelle 15 partite da lui disputate. Gioca con un 4-3-3 e uno dei suoi segreti è il perno Adriano davanti alla difesa, che è molto bravo nel fare filtro. Quindi una squadra molto compatta, corta, aggressiva, e che poi ha davanti in Borsetta e Pavan le due persone in grado di dargli lo strappo alle partite. San Luigi invece è una squadra che costruisce molto di più con palla a terra grazie alla qualità importante dei suoi centrocampisti, e vive anche dei colpi di genio di Mujesan, insomma, che è inutile stare qui a raccontare chi è. E poi oggi direi che dovremmo stare molto attenti a Bertoni, che è un giocatore molto importante, dotato di un'ottima velocità, che potrebbe mettere in difficoltà Pertoldi qua sulla destra. Ci sono ben 1, 2, 4 fuori quota in campo nel Tor Viscosa, ce ne sono 3 nel San Luigi. Tor Viscosa che paga un po' anche l'assenza di giocatori importanti, Corvaglia uno su tutti. Sì, Corvaglia, però direi che sono rimasto sorpreso quando sono andato allo stadio e non ho letto le informazioni con la vetta. Mi dite voi che è influenzato, e avere 3 fuori quota sulla linea di difesa contro questo San Luigi, per le qualità che ha, potrebbe alla lunga essere un problema per il Tor Viscosa. Spero ovviamente per loro che non sia così, mentre glielo posso augurare al San Luigi. Credo che però vedremo davvero una gran bella partita. E allora la partita è iniziata da qualche istante. San Luigi in attacco con Janesic, manovra un pallone sulla destra proprio di fronte alla panchina del mister Sandrin. Poi andremo anche a scoprire tutti gli antefatti, perché so che Fabio Pittilino ha giocato con Gigi Sandrin, per cui chissà quante ne avrai da raccontare, mister. Altro rilancio sempre nella zona di metà campo, Janesic la butta in avanti, Mujesan, uno di quelli che fanno reparto da solo, come si dice in gergo, cambia gioco a disposizione di Bertoni qua sulla sinistra. Bertoni punta all'uomo, Bertoni centrale, dai e vai, chiude la difesa del Tor Viscosa. Resta comunque in pressione il San Luigi da Villanovic, sbaglia il controllo Cottiga e si ripartirà con la rimessa laterale a disposizione del Tor Viscosa, senza di Colavetta molto pesante per Pino Vittore, come diceva poc'anzi il mister Fabio Pittilino. Tor Viscosa che ha in panchina Federico Godeas, problemi alla schiena, quindi non in perfette condizioni fisiche, lo storico capitano dei biancazzurri. Tra l'altro so che festeggia anche in questi giorni la nascita del figlio, quindi un momento un po' particolare per Federico Godeas. Tor Viscosa con un tunnel di Goz, mette un interessante pallone al centro sul primo palo, tenta di attaccare lo spazio Borsetta, e lì azione importante. Bravo soprattutto Goz su questo cross alla destra. Molto bravo Goz nel recupero palla sulla tre quarti offensiva, tunnel, grande giocata, cross perfetto sul primo palo. È stato molto bravo a arrivarci Borsetta, però è stato, insomma, la mira imprecisa. Vediamo che le squadre giocano a specchio con un 4-3-3 entrambe, e però si può notare subito come il Tor Viscosa tenda a giocare su ripartenze, mentre San Luigi voglia giocare un pochino di più. Potenza con la centrale, palla a terra, Deana lancia, cambia gioco sulla sinistra a cercare Pudu entra nella di rigore, fronteggiato da Caramelli. Pudu si porta la palla sul destro, la palla fa la barba al palo alla sinistra di Stefano Furlan. Due occasioni diciamo abbastanza limpide per la formazione di Vittore, che certamente con quei due da davanti, Pudu Borsetta, Pudu e Borsetta non danno grandi punti di riferimento, svariano, si scambiano la posizione, sono pericolosi. Sì, qui notiamo che Deana era libero di fare un cambio gioco, lui a 50 metri del piede, la mezzala del San Luigi non è riuscita a accorciare in maniera rapida, lui ha trovato Pudu sull'esterno, e là Pudu, Caramelli, bisogna fare attenzione per il San Luigi. Possiamo dire che proprio Deana
è uno dei giocatori chiave, perché state le assenze anche di Colaveta, è lui che deve sostenere quasi da solo con Zanon Sì, il peso, io lo dico anche di impostazione intendo. A me Deana ha fatto un gran gol da 30 metri con un tiro e qua ha perso la partita per causa sua, quindi è un giocatore che si fa rispettare in campo e che fa rispettare la sua squadra. È un valore aggiunto per questo Torviscosa, quindi sicuramente uno degli uomini importanti. Mi fa impazzire il mister Pittilino, perché non te ne dimentichi una, tutti quelli che ti fanno qualcosa in campo, mister, segnati. Rimane lì, per amor di Dio. Deana è un buonissimo giocatore, attenzione, Borsetta in velocità, recuperato da Male, ma devono fare molta attenzione i due centrali del San Luigi che non fanno nella velocità un loro punto di forza, e contro i tre davanti del Torviscosa questa è una cosa che potrebbero pagare. Imposta Potenza, avanza, palla al piede, supera la linea di metà campo il San Luigi, fase di studio. Giovannini, Potenza, sono assolutamente a specchio le due formazioni, come ci faceva notare il mister Pittilino. Villanovic vedi, gioca palla a terra, a questo punto è importante che attendere forse che le squadre si allunghino un po', perché così è difficile creare azioni gol. Da queste prime battute si vede come il Torviscosa lasci la metacampo offensiva per la costruzione del gioco a San Luigi, gli aspetti nella propria metacampo per poi ripartire, per sfruttare appunto le qualità dei velocisti che ha davanti e la dote di non velocità dei due difensori centrali del San Luigi. Quindi dovrà essere molto bravo San Luigi nel non perdere palla e concedere ripartenze. Costantemente raddoppiato Muyesan, ne ha ben donde chiaramente la difesa di Pino Vittore, perché Muyesan è pericolosissimo. Adesso Furlan addomestica questo pallone, fa ripartire i Giuliani del presidente Peruzzo, seguiti qui a Gemona da un gran numero di tifosi. Vedo anche i ragazzi del settore giovanile del San Luigi, quindi una festa per tutti, meravigliosa atmosfera al Simonetti. Avanza Giovannini senza opposizione, poi però mette un pallone a metà strada tra Stipancic e Bertoni, poi alto campanile, non benissimo la retroguardia del Torviscosa. Muyesan si trova quasi in opportunità di andare al tiro, mentre tenta la ripartenza la formazione biancazzurra. C'è un fallo commesso da parte di Pavan ai danni di Potenza. Si capisce anche l'attenzione con cui proprio i laterali del San Luigi pongono sulle possibili ripartenze. Vedo Potenza e dall'altra parte c'è anche Caramelli, sono molto bloccati. Sì, difatti sono quei duelli dove si deciderà probabilmente la partita. Potenza-Pavan è un duello interessantissimo, da notare come adesso vedi Borsetta lavora molto su Villanovic per la costruzione del gioco del San Luigi, e quindi il San Luigi sta avendo qualche difficoltà nel portare la palla in avanti. Sombrero addirittura di Peloi in fase di disimpegno. Poi ancora il Torviscosa che con Deana imposta una nuova azione d'attacco. La gioca Zanon, sempre Peloi sulla sua verticale, Lestani anticipato, ci riprova San Luigi, taglio di attenzione di Bertoni che entra in area di rigore, e l'uscita di Buso con i tempi giusti proprio sui piedi dell'attaccante Giuliano. Anche Buso può essere importante in fase di impostazione, perché è uno dei migliori portieri della categoria con i piedi proprio. Ma direi che con i piedi è il primo, onestamente. Quindi sì, sicuramente lui è uno che partecipa alla fase di costruzione. Per quanto riguarda la giocata di prima, tornatemi indietro, interessantissima la palla data da Cottiga per il taglio di Bertoni, è stato molto bravo nell'uscita, perché altrimenti sarebbero stati dolori per il Torviscosa. Mister, tu che conosci questo terreno di gioco, oggi diciamo perfetto con il manto erboso, ma c'è qualche punto oscuro di cui non siamo a conoscenza? Uno dei grandi problemi di Gemona è il vento. Oggi per fortuna il tempo ci ha regalato una giornata meravigliosa, quindi il campo non è per niente pesante, si può giocare tranquillamente, quindi il campo non farà differenza. Goz non riesce a tenere il pallone dentro il rettangolo di gioco, si ripartirà con il rinvio da fondo campo a disposizione di Furlani. Le due formazioni stanno gestendo un po' anche le forze, siamo quasi al 10° del primo tempo. Interessante
vedere come il San Luigi gioca sempre la palla a terra, una delle caratteristiche che Gigi Sandrin sta sviluppando con i ragazzi del Rione di Trieste, storico club anche da sempre votato, soprattutto con l'arrivo del presidente Peruzzo, allo sviluppo del vivaio del settore giovanile. Da San Luigi negli anni sono usciti tanti giocatori, non a caso forse il San Luigi è un vivaio che collabora con la Juventus, segno evidente che c'è talento da coltivare in quel di San Luigi, come la Gemonese per esempio, è un vivaio che collabora col Torino. Sì, da quest'anno il presidente, il nostro responsabile di storia giovanile, il signor Cerruti, hanno stretto questa collaborazione che sta dando ottimi frutti. Adesso fra un paio di settimane loro andranno a Torino e così, insomma, per quanto riguarda la partita è ancora piuttosto bloccata, le squadre sono molto attendiste e vedo, secondo me non è ancora andata via la sabbiolina dell'emozione ai giocatori per la gara importante che stanno disputando. Sì, non è che magari il Toro vende Belotti e ti portano via Nardi, no? Ma speriamo di no, ce lo teniamo stretto Nardi. In attacco il Tor Viscosa, l'ultimo a toccare il pallone è stato Giovannini, quindi no, invece la palla è per i Giuliani, secondo il signor Santarossa, che dunque concede il possesso alla formazione in maglia verde. Pensieroso Sandrin davanti alla sua panchina, idem Vittore, che come al solito vive le partite con grande animosità. La rimessa si va a cercare nessuno perché recupera palla sulla tre quarti la squadra biancazzurra. Pavan avanza al limite dell'area, sulla sua destra Pertoldi, deve andare all'1 contro 1, invece arriva a supporto Goz, occhiata in mezzo, cross sul secondo palo, è però pescato in posizione irregolare Puddu. Lì è stato bravo Giovannini perché altrimenti fa salire la difesa, perché sennò Puddu era da solo. Sì, no, per fortuna il San Luigi è stato bravo Giovannini a tirare sulla linea, perché secondo me il terzino del San Luigi aveva fatto una diagonale troppo stretta e per Puddu stop e tiro in porta poteva creare dei problemi, quindi è andata bene così per il San Luigi. Ancora l'impostazione della manovra piuttosto lenta, sto notando una certa lentezza, proprio ritmi bassi nel trasformare la fase difensiva in offensiva da parte del San Luigi. È tutto vantaggio della retroguardia del Tor Viscosa, che può disporsi abbastanza facilmente, come proprio meglio crede e con tutto il tempo che vuole soprattutto. Però questo forse è anche una cosa che vuole San Luigi, perché muove parecchio il pallone e prima o poi magari trova il pertugio giusto. Quasi tiki-taka di Gigi Sandrin, no? Potrebbe essere così, poi glielo chiediamo. In batti e ribatti, quindi schermaglie a metà campo, mette giù Puddu, poi subisce anche una carica e quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la formazione bianco-blu. Ritmi bassi in questa prima metà del primo tempo di questa finalissima Coppa Italia di eccellenza. Ecco, il presidente è arrivato adesso, no, in realtà era già qua un'ora fa il presidente Peruzzo, ma l'ho visto indaffarato nel sistemare tutti i suoi tifosi arrivati in massa qui al Simonetti di Gemona. Ancora un'azione del San Luigi che avanza palla a terra. Stipancic a Bertoni di prima a cambiare gioco, ma la Peloi protegge l'invio da fondo campo, pericolosa quell'azione di Peloi. Sì, non si fa mai battere la palla in area di rigore, però secondo me ha rischiato. Janesic ha sbagliato il movimento perché gli è andato, l'ha fatto in maniera anticipata, se no avrebbe potuto creare qualche problema al Tor Viscosa. Da notare come Vilanovic in un momento di stanca della partita è uscito a palla al piede facendo 15 metri, sta dando due persone, ha trovato lo scarico, cambio gioco dall'altra parte e poteva nascere qualcosa di interessante. Il rinvio da fondo campo di Nicolas Buso a cercare direttamente i suoi avanti. Borsetta vince un primo contrasto, ancora Puddu arriva a supporto, anzi era Lestani, deve intervenire Potenza che manda un pallone direttamente a Venzone. In questo caso la retroguardia del San Luigi è stata colta un po' fuori posizione. Queste ripartenze del Tor Viscosa sono pericolosissime, lo dicevamo già in avvio, si conferma anche in questa situazione. Calcio d'angolo per il Tor Viscosa. Inattive dove il Tor Viscosa ha 3-4 saltatori davvero importanti, Zanon, Deana, Puddu, bisogna fare attenzione.
spiova il pallone, allora Furlan lo smanaccia in qualche modo con la mano di contro. C'è un fallo anche commesso da Pertoldi. Protesta un po' il pubblico di Fede Triestina. Secondo me ha anche ragione, perché il giocatore col numero 2 in maglia bianca-azzurra aveva evidentemente sbilanciato l'avversario, ha lasciato correre il signor Santarossa e si riprende ancora con la rimessa laterale a disposizione del Tor Viscosa. Quando siamo arrivati abbiamo superato ormai il quarto d'ora di gioco del primo tempo. Lestani è lui l'ultimo a toccare, sotto l'occhio dell'assistente del signor Santarossa. Da questa parte Lorenzo Ret, anzi scusate, Marco Munitello della sezione di Udine, quindi con le mani San Luigi. Bertoni forse tocca il pallone che arriva innocuo dalle parti di Buso. Imposta Peloi a cercare. Adesso c'è stato un cambio di posizione, perché è venuto Lestani qui sulla destra con Pavan che si è leggermente accentrato. Forse 4-4-2 questo, cos'è mister? Sì, ma adesso probabilmente si rimetteranno al 4-3-3, perché Vittoria difficilmente cambia. Ha spostato però Lestani a destra, ha messo Gozza a sinistra. Nell'azione di prima deve fare attenzione San Luigi, perché non aveva una disposizione della linea difensiva corretta, tanto è vero che Borsetta aveva preso la schiena di Giovannini. Attenzione, Pudu sulla sinistra, gran cross, e Pavan arriva tardi e Potenza può liberare. Devono fare attenzione dietro a San Luigi, perché il Tor Viscosa sta prendendo fiducia, ha preso un pochino di campo negli ultimi momenti della partita. L'anticipo di Zanon, ancora Deana, che ormai non gioca più da difensore centrale ma gioca stabilmente davanti alla difesa in posizione di mediano, quasi da regista, con Biasiol e Zanon fissi dietro. Uso si riparte dal portiere del Tor Viscosa, che lancia direttamente fuori dal campo. Adesso le squadre si stanno anche un po' allungando, quindi c'è spazio forse per avere qualche emozione in più. Tor Viscosa che comunque si è fatto vedere abbastanza spesso, almeno 3 volte dalle parti di Furlan, mentre non ricordo alcuna azione degna di nota in fase d'attacco del San Luigi, che adesso guadagnano rimessa sulla tre quarti. Il fischio del signor Santarossa, che forse concede anche il fallo, no, solo la rimessa laterale. Janezic occhiata in mezzo, raso terra, il pallone arriva dalle parti di Stipancic, anticipato, resta in pressione San Luigi. Bertoni anche lui si fa soffiare il pallone, Pavan, Borsetta viene abbattuto sul cerchio del centrocampo. Qui ci stava probabilmente un fallo, lascia correre signor Santarossa. Muyesan guadagna il calcio d'angolo. Lì sono rimasti tutti un po' fermi, perché tutti pensavano fosse fallo, invece prima azione da corner da parte del San Luigi, e salgono ovviamente tutti i centrali, sale Giovannini, sale Potenza, sale Villanovic. San Luigi sulle palle da fermo, perché Sandrin è uno che gli piace fare gli schemi e probabilmente potrebbero anche muovere il pallone. Infatti vedo 2 uomini a protezione del pallone del Tor Viscosa, quindi probabilmente la metteranno dentro, ma diamo un occhio attento, ecco, insomma, scusate. Gli vediamo anche 2 di occhi, vediamo lo sviluppo di questo calcio d'angolo dalla destra per il San Luigi. Evidentemente uno schema come anticipava il mister Pittilino. Resta pressione la formazione triestina, Male alza il campanile. Stipancic, occhiata in mezzo, cross a rientrare, libera Zanon, Pavan non benissimo sulla base di contenimento, poi fischiato un fuorigioco a Muyesan, che come al solito svaria su tutto il fronte d'attacco, ma in questo caso Zanon aveva fatto salire la difesa mettendo l'attaccante Giuliano in posizione irregolare. Rilancio di Buso, solita sventagliata a caccia di Pudu, ha anticipato l'attaccante con numero 11 con la Pudu. Tenta l'iniziativa sulla fascia laterale, va via un paio di volte. Qui c'è un fallo che forse richiama l'attenzione dell'arbitro per un cartellino giallo, direi abbastanza giusto e scontato, perché Pudu era volato via al difensore.
E può diventare un problema perché al 20° del primo tempo hai un tuo fuoriquota basso a destra contro Puddu ammonito con 70 minuti davanti. Quasi sicuramente il Tor Viscosa continuerà a forzare da quella parte perché Caramelli non può più sbagliare. Calcio di punizione, seguiamo prima questo calcio di punizione, poi devo fare una domanda proprio al mister Pitellino di tattica, di gestione della partita in questo caso, dopo questa ammonizione. Calcio di punizione dalla tre quarti, è salito Deana, è salito anche Zanon per il tappin di testa, va a cercare il primo palo addirittura Lestani, poteva essere un'occasione. Attento Furlan, va a smanacciare il pallone in calcio d'angolo. Ora è Goz che va al tiro dalla bandierina. Tor Viscosa pericoloso, però si può cominciare a dire che sia maturo per il Tor Viscosa perché è già il terzo tiro sullo specchio della porta che il Furlan deve smanacciare, compresi i cross pericolosi. Alto schema, viene incontro Pavan con il battuto corto, non fischia anche in questa circostanza Santarossa, lascia correre, ci sarà la rimessa per il San Luigi. Mister, ti chiedo in questo caso, se sei nei panni di Sandrin, vedi tuo fuoriquota Caramelli basso a destra come hai detto tu contro Puddu già ammonito, cosa fai? Gli cambi posizione magari pensando che poi togli di fiducia oppure no? Se lo sposto a sinistra o Pavan che mi pone lo stesso problema di Puddu, quindi niente, spero che il ragazzo sia intelligente, cerchi di dargli una mano dalla panchina di stai calmo, stai tranquillo e ovviamente di fare attenzione con i falli. Poi nel corso della partita se lo vedo un pochino stanco devi correre ai pari sostituendolo. Quindi non badi tanto alla psicologia quanto alla tattica, alla gestione dell'equilibrio della squadra? Beh sì, cambiare un giocatore in 20 minuti e muovere una persona in un momento come questo può essere deleterio. Devo lavorare sulla testa del ragazzo, ma poi Sandrin conoscerà meglio, sicuramente meglio di me Caramelli, e bisogna vedere se il ragazzo è emotivo, può diventare un problema, altrimenti se è un ragazzo anche pur giovane, se sta bene in campo e non si fa prendere dall'emozione, può esserci un problema, ma anche no allo stesso tempo. Ha restituito il pallone il Tor Viscosa, un pallone che San Luigi aveva messo in fallo laterale per consentire le cure del caso a Lestani, che comunque si è rialzato senza problemi. Giovannini, c'è Biasiol quasi a uomo su Muyesan, lo segue quando Muyesan gioca sul centrodestra, alto contrasto a centrocampo, era già partito Borsetta ma fischia Santarossa, assegna un calcio di punizione al San Luigi. Anche in questo caso non se l'ha fatto pregare l'attaccante biancazzurro per puntare la porta. Da male Vilanovic, perde palla Vilanovic, occhio al 3 contro 3. Questo lascia correre Santarossa, ma ha fatto vedere di aver visto un altro fallo, stavolta di potenza. Vediamo qui, secondo me Santarossa ha soppesato anche il momento della partita, non se l'è sentita di tirare fuori il secondo cartellino giallo, ma dei due falli secondo me almeno uno poteva meritarlo. Fossimo stato verso il finale di partita secondo me tirava fuori il giallo. Allora diciamo che il primo intervento di Giovannini l'ha fatto andare perché la palla è rimasta a Tor Viscosa, ma secondo di potenza probabilmente era da giallo. Devo dire Puddu molto bravo nel recuperare palla a metà campo, poi ha sbagliato perché se imbuca per Borsetta va dritto in porta, quindi secondo me è un'occasione gettata al vento per il Tor Viscosa, ma attenzione alla palla inattiva che stiamo per vedere. Lestani sul punto di battuta, come al solito i saltatori sul secondo palo, vedo là Zanon pronto all'incornata, c'è Pertoldi anche sulla fascia, la palla però è per gli attaccanti torsuinesi e altro fischio di Santarossa che credo abbia fischiato o il gioco, la gamba tesa di Lestani, oppure c'è anche qualcuno fuori gioco perché ha alzato la bandierina anche l'assistente di linea. Quindi si riprende con il rinvio, calcio di punizione da parte di Furlan a cercare Muyesan, al solito anticipato da Biasiol che sta facendo un gran lavoro di copertura sull'attaccante
del San Luigi. Muyesan pericolosissimo, il bomber di Coppa ma anche di campionato della formazione allenata da Gigi Sandrin. Un Muyesan che ormai è arrivato alla tenera età di 37 anni. Muyesan però grandissima forma, la grandissima classe che lo contraddistingue, continua a consentirgli di fare un sacco di gol. Buona palla di Stipancic, ma quando il San Luigi esce un po' dal suo canovaccio tattico e tenta qualcosa di diverso, o sei capace di farlo bene oppure lì è difficile con la retroguardia del Tor Viskosa ben piazzata. Il San Luigi dovrebbe cercare di alzare un attimino il ritmo, perché questo ritmo il Tor Viskosa non soffre, e nonostante abbia qualità nei piedi il San Luigi non riesce a metterle in difficoltà. Il Tor Viskosa non è in affanno, cosa che invece si può dire per il San Luigi, perché il Tor Viskosa il suo gioco lo sta facendo e onestamente lo sta facendo bene, perché ha avuto già 2 o 3 situazioni pericolose a favore. Ancora aggressivi gli attaccanti, gli avanti trozuinesi, favoriscono un nuovo recupero del possesso. Deana per evitare guai equilibria la sua squadra mettendo il pallone tra i piedi di Buso, che con la solita perizia con i piedi serve Pertoldi. Non benissimo il fuori quota classe 2000 del Tor Viskosa con questo controllo, regala il pallone a San Luigi che ci riprova potenza. Anche San Luigi passa dal portiere, fa il giro dietro coinvolgendo il portiere, è chiaro sintomo di gioco stagnante e piuttosto lento. Giovannini centralmente su Villanovic, questo è male, spaventato dall'arrivo di Götz, richiama ancora in causa Furlan, altro portiere di assoluta esperienza e affidabilità, ex compagno di squadra di Fabio Pitillino tra l'altro. Che oggi compie gli anni Stefano, con il quale ho condiviso un'esperienza in Sicilia, la Cireale, per 2 anni. Insomma, gli auguro le migliori fortune. Attenzione, fallo che forse non c'era e il pubblico del San Luigi si scalda. Anche perché ha fischiato il fallo proprio sotto lo spicchio di tifosi provenienti da Trieste. Li vedo un po' più compassati i tifosi del Tor Viskosa, sono in numero minore. Siamo ormai arrivati di raffa abbiamo superato la metà del primo tempo. Buso con calma consente ai suoi di rifiatare anche. Il rilancio nella zona di Lestani che fa partire Pavan, anticipato il numero 7. Zanon la ribadisce in avanti, la mette giù Villanovic. Avanza San Luigi, buono l'intervento in anticipo di Biasiol, poi colpo piuttosto duro buttato giù per le terre Bertoni, che commette regolarità, rumoreggia il pubblico del San Luigi, mentre Santarossa ha buona memoria, si ricorda dell'intervento di Pertoldi e allora equilibra la situazione anche come Catrini gialli. Anche Pertoldi, anche il laterale basso fuori quota del Tor Viskosa viene ammonito, quindi Pertoldi come Caramelli, i 2 numeri 2 con il cartellino giallo, e a questo punto assolutamente in parità anche il computo delle ammonizioni. Deana, anzi Zanon, no, Deana batte il calcio di punizione, solita sventagliata a cercare un avanzatissimo Borsetta. Peloi libera male, ma Biasiol tenta il filtrante su quale poteva intervenire Borsetta, ma viene anticipato l'attaccante tozuinese. Esce il San Luigi, palla a terra, Stipancic a metri di campo da conquistare, rientra sul destro, fallo di Götz sullo stop a rientrare del numero 15 maglia verde. Calcio di punizione per il San Luigi, che ha di nuovo riguadagnato un po' di metri di campo sottraendosi a quella pressione. E non è un caso che sia svegliato un attimino Stipancic, che è un giocatore che al pallone dà del tu e che pensa a calcio in una maniera straordinaria. Se sale di livello lui, per il Tor Viskosa i tempi potrebbero diventare bui. Altro schema, come al solito Sandrin sui calci piazzati organizza per bene la manovra. C'è un fallo in attacco commesso da Giovannini, che è andato a rovinare addosso a
Zanon. Quindi calcio di punizione per il Tor Viskosa, sempre 0-0 qui al 6 Moneti di Gemona per la finalissima di Coppa Italia di Eccellenza in Friuli Venezia Giulia. Tor Viskosa e San Luigi hanno un ammonito a testa, Pertoldi per parte tolzuinese e Caramelli per parte giuliana. Squadre molto corte, prevale la tattica e l'attenzione con cui si cerca di evitare all'avversaria opportunità offensive, a discapito dello spettacolo, della brillantezza, della riosità del gioco. L'ultimo a toccare qui è Borsetta e quindi rimessa laterale per il San Luigi. Tu che conosci i due allenatori, mister, ma anche tu se fossi al posto degli loro due, cominceresti già a pensare su come cambiare la situazione magari dopo l'intervallo? Ma sicuramente gli allenatori qualcosa in testa ce l'hanno, guardando le panchine, però viste le assenze pesanti di cui abbiamo detto all'inizio, se vuole cambiare qualcosa forse può far entrare Godeas, il Tor Viskosa, mentre per il San Luigi se vuole dare un pochino più di peso in attacco potrebbe esserci Sabadin, o per inserire vivacità a centrocampo Reder. Ma queste sono cose che cominceremo a vedere probabilmente dal 60° in avanti. Al momento penso che i mister rimangano così, tanto è vero che la partita onestamente allo spettacolo concesso poco ed è molto bloccata. Altra rimessa laterale per il Tor Viskosa, Giacomo Pertoldi con le mani a cercare Pavan con la numero 7. Ottimo il sombrero di Goz, ma fine a se stesso, non funzionale allo sviluppo della manovra del Tor Viskosa che perde palla. Dall'altra parte Cottiga lancia in avanti a metà strada tra Mujesan e Janezic, ma proprio tra i piedi di un giocatore del Tor Viskosa. Con le mani, con i tolzuinesi. Questo è Borsetta che viene abbattuto sulla virata, anche in questo caso secondo me, signor Santarossa, qualcosa poteva fischiare, ha lasciato invece correre. Partita finora sostanzialmente corretta, senza nessun tipo di problema, se si accettano ovviamente le due ammonizioni, ma dovute a normali contrasti di gioco, senza animosità. Ancora San Luigi, Janezic guadagna la rimessa laterale il giocatore classe 98 Matteo Janezic. Poi interviene anche Lestani a dare una mano in copertura. Squadre bloccate, classica difesa a 4 del Tor Viskosa. Mi sorprende un po' la staticità di Mujesan, perché in questa situazione lui è l'unico che forse può togliere i punti di riferimento ai difensori e cercare qualche iniziativa, però non è uno che gioca uno contro uno palla al piede. Mujesan è uno che sviluppa. Mentre seguiamo questa azione verso Borsetta che entra nel rigore, si porta la palla sul destro, la incrocia, poi incrocia di nuovo sul sinistro, fischia il signor Santarossa e ci sarà munizione per simulazione, immagino, perché altrimenti avrebbe indicato il dischetto del rigore. Sul rientro sul sinistro di Borsetta, contatto con Giovannini, ammonizione per il centravanti tolzuinese. Dicevo, mister, mi aspetto qualcosa da Mujesan, perché però non è uno che attacca palla al piede uno contro uno, lui è uno che sviluppa l'azione degli avversari. Tu Francesco prima hai detto bene, a 37 anni Mujesan è letale, quando la palla però gli arriva addosso ormai non ha più la corsa che aveva qualche anno fa, anche se oggi nella finale vedo che si sta proponendo in maniera anche diversa, quindi va servito meglio. Il problema è che stanno facendo fatica a portargli i palloni. Per quanto riguarda questa simulazione di Borsetta vorrei anche rivederla, perché è stato bravo il difensore, ma questo tipo di situazione è quello che vuole Tor Viskosa, avere il campo aperto alle spalle dei difensori centrali e puntarli uno contro uno. Io provo, senza aver giocato ovviamente a questi livelli, perché giocavo sia in parrocchia, però mi metto nei panni di un attaccante che può andare in porta. Ma perché ti devi buttare? Cioè, perché deve essere una simulazione quella? Non ha senso. Ma conoscendo Borsetta non è un cascatore, quindi può anche essere che ci sia stato un lieve contatto e quindi lui, attenzione al San Luigi, Bertoni stoppato, niente,
Ha provato a saltarlo, l'ha appena toccato e si è buttato, quindi non credo che lo faccia apposta. Attenzione dall'altra parte, ma sembra non c'è niente. Comunque San Luigi ha ripreso campo, è una partita che va un pochino a ondate, qualche minuto, un paio di minuti di Torviscosa e poi riprende corpo il San Luigi. Pallone che arriva tra le mani di Bruso, che rilancia immediatamente a mettere in moto Pavan, e qui sì, le squadre sono molto più lunghe, si sono spaccati proprio gli schieramenti. Vediamo se riusciamo a godere qualche azione un po' più ariosa. Stipancis la mette in mezzo di esterno destro, lì la palla non ha la necessaria potenza e precisione per impensierire un portiere esperto come Buso, che si accartoccia in presa bassa. Bravissimo nella circostanza precedente, secondo me, potenza, perché è andato ad accrociare su Pavan, impedendo all'esterno trozzuinese di entrare in possesso palla. Qui Giovannini sbroglia la matassa, resta per l'impressione Torviscosa, batti e ribatti. Caramelli svirgola un po' il rilancio, stop di Muresan, la mette giù subendo anche fallo. Di tecnica pura questa, la gestione di questo pallone, però è sempre uno spettacolo vederlo. Sì, ma d'altronde avete visto adesso, come dicevamo prima, la palla è arrivata addosso, lui insomma quando sa quello che deve fare con il pallone, e probabilmente ci ha fatto vedere la cosa più interessante della partita con uno stop meraviglioso. Tanto sta calando anche il sole sul Simonetti all'orizzonte, si è placato anche il vento, a tutto vantaggio della possibilità di giocare il pallone in maniera migliore. Mi ricordo di aver commentato l'anno scorso o 2 anni fa, non ricordo bene, la partita proprio qui al Simonetti tra Gemonese e il San Luigi. Era un'ora di folate di vento, impossibile giocarla, però la risolse Nardi anche in quella circostanza, per cui alla fine non si smentisce. Il San Luigi in attacco con Bertoni, si porta la palla sull'estero, prova a piazzarla, ma bravo Bertoldi. Ribatte e poi Pavan sbaglia il rilancio che intendeva servire sulla profondità Borsetta. Squadre però adesso nettamente più lunghe e quindi c'è più possibilità di fare gioco. Altro pallone su Bertoni, Zanon attento, arriva a supporto potenza, ha anticipato da Pavan, che fa tutte e due le fasi, offensiva e difensiva, con grande impegno. Continua la pressione del San Luigi. Adesso anche il Torviscosa, seppure abbia avanzato Deana sulla linea sulla mediana, proprio dei centrocampisti, fa fatica ad uscire, perché è già da qualche minuto che il San Luigi preme e si gioca costantemente nella metà campo d'attacco dei triestini. Sì, il San Luigi spinge soprattutto qua a sinistra, dove Potenza sta dando un contributo molto valido. Da questa parte poi c'è Bertoldi che ha ammonito, quindi fare un attimino di attenzione, sta lavorando molto meglio con Stipancic. Bertoni sembra finalmente entrato in partita, io mi aspetto molto da lui, come penso anche il pubblico triestino, e al momento, quando siamo arrivati al 37esimo, aveva fatto fatica a entrare in partita. Sembra che lo sia entrato, adesso vediamo cosa succede, insomma. Imposta Capitan Giovannini, male. Avanza ancora male, palla al piede, pallone che Potenza lascia scorrere in fallo laterale. Il Torviscosa è sostanzialmente schiacciato, perché le due linee di difesa d'attacco, di difesa a centrocampo dei torzuinesi sono molto, molto vicine, e tra centrocampo e attacco invece c'è molto distacco, quindi poco equilibrio nella formazione di Vittore. Bertoni lavora il pallone nei pressi della bandierina con la pressione dei giuliani, ma poi Villanovic sbaglia l'appoggio su Stipancic e regala la rimessa laterale al Torviscosa. Nessuno si muove sulle panchine, quindi se non succede nulla alcunché di particolare, credo che ormai si finisca il primo tempo con questa situazione in campo. Anticipato Lestani, Zanon libera, poi ancora Lestani, costringe San Luigi a mettere il pallone in fallo laterale. Bertoldi, rischia Bertoldi, perché lì Stipancic c'è l'aggressivo su di lui. A fortuna e bravura il fuori quota torzuinese.
Adesso si prosegue con la pressione del Tor Viscosa che guadagna una rimessa laterale sulla tre quarti. Sale proprio Giacomo Pertoldi, classe 2000, a cercare Pavan, sul quale c'è la chiusura di potenza di touche in touche. Il Tor Viscosa arriva nei pressi della bandierina. Mister. Ma per il Tor Viscosa una rimessa laterale da quel punto lì del campo è una risorsa, perché vedete Deana va a saltare, adesso la palla arriverà lunga su Deana che la spizza per l'inserimento dei compagni dietro. Adesso non è riuscita, però giocano sulla seconda palla. Attenzione al cross pericoloso di Pertoldi. San Luigi sbroglia. È una classica giocata del Tor Viscosa questa sulla rimessa laterale, con Deana che gioca quasi da centroboa, pronto a smistare il pallone di testa. Pertoldi indeciso, prova a farla filtrare proprio su Deana, ancora Pertoldi, prende un colpo in testa. Qui bisognerà fermare il gioco, credo, perché Pertoldi ha preso una craniata andando allo scontro con un avversario assolutamente involontario, però vanno verificate le condizioni del giocatore col numero 2. Quando si prende un colpo in testa è norma dell'arbitro fermare il gioco, che comunque col possesso già a disposizione di San Luigi riprende. Si va a accertare le condizioni di Pertoldi, che comunque riprende trotterellando il suo posto da esterno basso della difesa torzuinese. Si riprende con il rinvio da fotocampo da parte di Stefano Furlan. Sempre sul centro-sinistra, dove Stipacic ingaggia un duello con Zanon. Zanon che evidentemente vive le finali di Coppa con diciamo un'aggressività particolare. Ce lo ricordiamo l'anno scorso in quel finale convulso con Nardi, Tocchetto, è successo di tutto. Non ci ritorniamo su, mister. Zanon che l'anno scorso giocava con i Charlis Buzzane. Poi altra scodellata, Buso esce al limite della sua area di rigore, ma il gioco è fermo, quindi si dovrà ripetere il calcio di punizione che probabilmente è stato battuto con la palla in movimento. Sul punto di battuta Villanovic, Giovannini, alto lancio in avanti, intercettato dal centrocampo torzuinese. E ora può sbloccare sulla sinistra, Borsetta messo giù, niente da segnalare secondo il signore Santarossa. Adesso Borsetta piuttosto nervosito, partecipa comunque al recupero del pallone. Di nuovo Puddu guadagna il calcio d'angolo, credo sia, o rimessa laterale nei pressi della bandierina. Non sono riuscito a capire bene la traiettoria del pallone, credo sia calcio d'angolo, perché da come si dispongono i giocatori dentro l'area di rigore. Tiro dalla bandierina, c'è sale Zanon, Deana è a centrocampo, c'è Puddu sul secondo palo. San Luigi su questi calci d'angolo lascia 3 giocatori nella fase offensiva, quindi per forza Tor Viscosa non può attaccare a pieno organico come tenderebbe a fare sui calci piazzati. Resta però in pressione la formazione di Vittore. Goz si gira, si volta contro Caramelli, già ammonito il difensore triestino. Alla meglio proprio Caramelli che guadagna la rimessa laterale. Ormai siamo addirittura d'arrivo a questa fine del primo tempo. Al duplice fischio del signor Santarossa. Salutiamo il mister Moras e il mister Casadio. Al duplice fischio del signor Santarossa, che decreterà la fine del primo tempo, chiederò un commento flash a Fabio Pittilino, poi darò immediatamente la linea a Udine, a Galleria Antivari, per la gestione dell'intervallo con gli spot pubblicitari e lo studio di Maurizio Ferrari, pronti a tornare in cronaca qui per l'inizio della ripresa. Cross che la Tor Viscosa sbroglia, resta però sempre alta la pressione del San Luigi, con i torzuinesi che hanno un baricentro piuttosto basso in questa fase dell'incontro, a tutto vantaggio della formazione triestina, che può giostrare
a proprio piacimento nella metà campo d'attacco, un pallone per la testa di Janezic, e questo è più o meno sullo specchio della porta il primo tiro che ci ricordiamo del San Luigi. Janezic lasciato forse colpevolmente solo dalla difesa, che era tutta presa dal marcare in raddoppio Muyesan, che invece aveva attaccato la profondità. Sì, il difensore se l'è perso un po' le spalle, il colpo di testa era insidioso sì, ma è andato fuori di un metro pieno. Stiamo vedendo che il Torviscosa ha abbassato parecchio la linea difensiva e gioca queste ripartenze. Il Torviscosa deve essere bravo a non sbagliare il primo passaggio in uscita, mentre San Luigi secondo me deve essere molto bravo nelle coperture preventive, perché lascia forse qualche spazio di troppo per le ripartenze del Torviscosa. Pudù vola un pallone nei pressi della manina del calcio d'angolo e guadagna il corner. Mister, tu che sai, il sole dà fastidio a chi gioca contro il sole a quest'ora del giorno qui? Assolutamente sì, il sole che è diciamo verso il mare, al portiere che gioca con le spalle alle montagne dà sicuramente fastidio, quindi questo può essere uno svantaggio su questo corner anche per quelli futuri, per il portiere che giocherà in quella parte lì. Calcio d'angolo per il Torviscosa, occhio a Deana e Zanon, pronta l'incornata, invece libera Giovannini, Janezic la spazza via, ma resta in pressione l'11 di Vittore, che poi perde invece il possesso. Si riprenderà con la rimessa laterale per Caramelli. Non ho visto indicazioni sul recupero, credo che si possa terminare più o meno al 45esimo. Questo è una gamba tesa per Pudù, ma invece il signor Santarossa segna un calcio di punizione al Torviscosa. Ha evidentemente visto qualcosa che io non ho rilevato, anche perché se ha problemi Furlan con il sole basso, anche noi siamo contro il sole, per cui a volte siamo proprio accecati dalla presenza dei raggi, ci impediscono la visuale. Alto calcio di punizione dalla tre quarti. Sul secondo palo ci sono i soliti Zanon e Pudù, la palla arriva proprio lì per la testa di Zanon, che era finito però in posizione irregolare. Il San Luigi è una cosa molto bella questa da vedere, lo fanno anche le squadre più forti d'Europa. Ha tenuto la linea un metro sopra l'area di rigore, però rischi, hanno fatto un blocco su Male e Zanon è potuto andare a colpire sul secondo palo e per qualche centimetro era fuori gioco, ma il Torviscosa è sempre temibile sui calci piazzati. E magari proprio da palle inattive, no? Le partite come queste si sbloccano su palla inattiva, su episodi, alla fine potrebbero essere importanti. Sicuramente per il tipo di partita anche che stiamo vivendo, perché è una partita, è una finale, si vivrà sull'episodio, è molto bloccata, possiamo anche dircelo, è stata bruttina, però insomma si sa che spesso le finali sono queste. Speriamo che faccia gol al più presto qualcuno, così si apre la partita e sicuramente ne godrà lo spettacolo. Calcio di punizione dalla tre quarti per il San Luigi, sul punto di battuta Bertoni, invece il pallone arriva in area e la girata di testa di Stipancic proprio sul duplice fischio del signor Santarossa. Prima di dare l'energia abbiamo giusto un flash da Fabio Pittilino. Niente, ribadisco che la partita non è stata granché in questo primo tempo, molto tattica, questo anche a me piace da tecnico, però per lo spettacolo non è stato granché. Adesso vediamo, venendo un po' la stanchezza, essendo anche la prima partita dell'anno, quindi non avranno i 90 minuti nelle gambe, probabilmente a metà del secondo tempo le squadre si allungheranno e lì probabilmente ne vedremo delle belle. Grazie al mister Pittilino, ci sentiamo più tardi. Io adesso ridò la linea allo studio a disposizione di Maurizio Ferrari. Maurizio, non ci sono al momento ospiti in zona, per cui potete tenere la linea. Eventualmente se dovesse arrivare qualcuno al nostro microfono ve la chiedo, ma non prevedo. Intanto mi arriva una nota di cronaca da parte di Simone Fornasiere. Sono 1020 i biglietti venduti per questa finalissima di Coppa Italia di Eccellenza. Direi un dato assolutamente importante e di rilievo. A voi la linea, se dovesse arrivare qualcuno nei miei microfoni vi avviso, se no ci risentiamo per l'inizio del secondo tempo.
la logistica qui al Simonetti è un po' particolare, forse non riesco con le mie parole a spiegare quanto complessi siamo. Potrei usare una metafora tipo un tonno compresso in una scatola, una sardina, che davvero, cioè, hanno venduto 1020 biglietti, secondo me ce ne sono molti di più come spettatori entrati con accrediti e quant'altro. Alla fine saranno tranquillamente almeno 1500 persone qui stipate sulla tribuna del Simonetti per questa finale di Coppa. Ci dicevamo, non ci sono cambi, per cui le squadre rientrano dagli spogliatoi con gli stessi 22 effettivi che hanno terminato il primo tempo. Andiamo a leggere velocemente i line-up. Torviscosa, Buso in porta, poi Pertoldi, ammonito, Pelloi, Deana, Zanon, Biasiol, Pavan, Goz, Borsetta, ammonito, Lestani e Puddu. Mentre il San Luigi in campo con Furlan, mentre inizia in questo momento il secondo tempo. Il San Luigi è in campo con Furlan tra i pali e poi Caramelli, Male, Potenza, Villanovic, Caramelli ammonito, Male, Potenza, Villanovic, Giovannini, Bertoni, Cottiga, Mujesan, Janesic e Stipancic. San Luigi maglia verde, attacca da sinistra verso destra, quindi con il sole alle spalle. Il Torviscosa invece maglia azzurra, bianca-azzurra, attacca da destra verso sinistra, seguendo i nostri teleschermi, con il sole in faccia, e questa è una situazione che con il sole così basso all'orizzonte potrebbe dare ancora più problemi di quanti non ne abbia dati già nel primo tempo alle due formazioni, soprattutto a San Luigi che attaccava nel senso opposto. 0-0 il risultato al termine dei primi 45 minuti. Ora ripresa che inizia nel segno del Torviscosa, che in attacco si propone Puddu sposta la palla sul destro, prova ad incrociare, ma è attento Caramelli, gli ferma il pallone, fa proseguire Janesic. Ancora Caramelli sorvolato dal pallone, mentre il pubblico riprende il suo posto sulle tribune. In tanti si sono attardati al bar del Simonetti, dotato, uno dei pochi campi del Friuli Venezia Giulia, se non credo l'unico, dotato di skybox, mi hanno detto, con ampie vetrate con vista sul terreno di gioco. Tant'è che lo speaker Fornasiere è stato costretto a richiamare l'attenzione del pubblico di non occupare le scale per motivi di sicurezza. Questo per dirvi di come la gente sia davvero complessa. C'è uno scontro a centrocampo, giocatori, cioè Deana e Stipancic sono scontrati di testa. L'arbitro Santa Rosa ci ha messo un po' prima di accorgersi dello scontro, quindi ferma il gioco e si sincera sulle condizioni di Deana, che però roccioso com'è non credo che abbia tanti problemi a ripartire dopo che si sarà rialzato in piedi. E dunque ci siamo tranquillizzati tutti seduti. Io coinvolgo di nuovo il mister Fabio Pittillino, allenatore della Gemonese, che ancora per 45 minuti sicuri, e poi vedremo se ci saranno supplementari, è ancora campione in carica di Coppa, mister. Sì, fino all'ultimo secondo me lo tengo stretto questo titolo, però insomma sarò ben... malvolentieri lo darò, però sono contento per chi insomma porterà la Coppa a casa. Prima abbiamo visto Deana come è arrivato come un treno su Stipancic, le squadre sono rimaste con il 4-3 entrambe, una piccola nota di colore: abbiamo notato come Vittore, come ogni partita, entra per ultimo sul terreno di gioco. Chissà che questo gesto scaramantico gli porti fortuna anche oggi. È vero, infatti avevo notato il mister passeggiare verso la sua panchina. Adesso Torviscosa recupera il possesso. Vedo che entrambe le formazioni, soprattutto San Luigi, ha mandato 3 o 4 giocatori a scaldarsi. Da qui su con il sole in faccia non riesco a riconoscerli, mi perdonerete. Vediamo se magari dalla fisionomia, uno è Carlevaris sicuramente, vedo Sabadin sicuro, ma gli altri due faccio fatica a riconoscerli da qua su. Vedremo poi se entreranno in campo. Carlevaris e Sabadin sicuri, poi altri due a scaldarsi. Potrebbe essere Tuan, sì.
Tuan del Tor Viskosa. Infatti vedremo cosa succede. Adesso prova il San Luigi ad uscire dalla sua fase difensiva, la rimessa laterale per Caramelli. C'è lì in zona anche Villanovic, giro dietro del San Luigi da Giovannini a Male, altra sventagliata in avanti verso Bertoni che vince un contrasto, si porta la palla sul destro, mette la palla al centro e quasi combina il pasticcio Biasiol con Buso, che ha avuto un riflesso importante. Emozione al Simonetti, cambio di gioco, ma è finito in posizione regolare Puddu. Di nuovo, diciamo, la falsariga del primo tempo, mister. Le squadre sono necessariamente bloccate e ci si aspetta un errore a questo punto, o un calcio di punizione, insomma un'azione da calcio piazzato per sbloccare il risultato. Sicuramente sarà un episodio, noi siamo fiduciosi, lo aspettiamo nel più breve tempo possibile, perché la parete è di nuovo bloccata. Attenzione alla ripartenza del Tor Viskosa adesso qui con Deana, che poteva servire Puddu prima e l'ha persa. Se devo fare un rimprovero così in maniera carina a Deana, è molto bravo nel gioco di ostruzione. Vorrei consigliargli di usare un pochino di più Pavan, perché il Tor Viskosa viene sempre da questa parte con Puddu e non sta trovando grandi sbocchi. Proverei ad andare dall'altra parte. Intanto un fallo preso dalla Volpe Muyesan, che vediamo cosa ci combina nei prossimi 40 minuti. Qui Muyesan assolutamente espertissimo, proprio ha conquistato di malizia un calcio di punizione, togliendo dalla sua fase difensiva, dai suoi difensori, la pressione che Tor Viskosa stava applicando da qualche istante. Alto cross, Buso smanaccia, arriva Stipancic, San Luigi pericoloso in area di rigore e poi però perde il possesso con Bertoni, che sbaglia l'appoggio sul fronte sinistro dell'attacco dei Giuliani. Diciamo Deana che non è Iniesta, almeno a livello di impostazione di gioco, forse più un centrale difensivo. Stiamo scherzando ovviamente, perché ci permettiamo, chiamiamolo così, un più Desailly che un Iniesta, però insomma delle qualità importanti. Ottima ripartenza di Borsetta, che ha saltato 3 di loro. Eccolo, attenzione, Pavan ha perso l'attimo, era una situazione davvero importante per il Tor Viskosa, su un'ottima ripartenza come al solito. Linea a te, Francesco. Però è già la seconda azione consecutiva che i centrocampisti offensivi del Tor Viskosa riescono a sviluppare, intuffolandosi nelle linee difensive del San Luigi. Ci sta anche che, stante l'assenza di Corvaglia, questi tre siano disabituati a giocare assieme, magari non trovano gli spazi per coesistere lì in avanti. Ma guarda, loro tre hanno giocato qualche altra volta insieme. L'unica cosa di diversa che rivedo rispetto al campionato è che Puddu faceva la punta centrale mentre Borsetta era sull'esterno. Ecco, questo oggi è una questione tattica proposta da Vittore. Vittore, che nel frattempo ha fatto alzare anche Godias e oltre a Tuan c'è anche Pavan, Gianmaria Pavan, che si sta scaldando, e anche Baldin, per cui più o meno la panchina del Tor Viskosa va a intensificare le operazioni di riscaldamento. Vittore sta certamente pensando a qualche sostituzione, idem sta facendo Sandrin sulla panchina del San Luigi. Ci stiamo avvicinando al 10° del secondo tempo, punteggio sempre bloccato sullo 0-0, ha spazio e metri da conquistare sulla sinistra Peloi, manda un pallone dalle parti di Pavan, ha anticipato il torzuinese con il numero 7. Villanovic, alto lancio lungo a cercare Bertoni, che ingaggia il solito duello con Bertoldi. Bertoni mette il pallone al centro con Muyesan, si è fatto sorprendere Muyesan perché aveva attaccato sul primo palo, la palla gli è arrivata giusto dietro, lì forse ha calibrato male la traiettoria del pallone l'attaccante. È andato per andare incontro sul primo palo e Biasiol era stato bravo nel capire il movimento, ma poi è stato meno bravo perché ha boccato il pallone e Muyesan non si aspettava e quindi è finito fuori tempo. Si riprende con il rinvio da fondocampo di Nicolas Buso. Mi stanno arrivando anche dei messaggi
in diretta. Tra l'altro sono tutti complimenti per Fabio Pittilino, mi stanno arrivando messaggi in diretta che fanno i complimenti. Io sono fuori dal campo oggi, non sono dentro. Io ti ho chiesto un paio di cose e poi ti sto seguendo. Ma sono gli oneri e gli onori di chi fa la telecronaca, no? Puoi parlare di quello che vedi, ma in realtà mi fa piacere, mister, averti qua a mio fianco, anche perché so perfettamente che poter avere dalla viva voce di uno che le vive dalla panchina le partite contro queste avversarie è un valore aggiunto per la nostra diretta, quindi ti ringrazio, mister, per questo impegno. Piacere, grazie a voi, è un piacere. Come detto prima, preferivo stare dentro, però. San Luigi Trotterella nella propria metà campo, Giovannini. Adesso dovremo soffrire per almeno altri 20 minuti, almeno fin tanto che il sole non scenderà oltre la cruna del Monte di Lagogna, favorendoci una visuale migliore. Scatta Puddu sul centro-sinistra, inseguito da Caramelli. Puddu entra in area di rigore, si porta la palla sul destro, poi serve dietro Deana, anticipato ancora però Deana in possesso palla. La linea laterale, il giocatore numero 4, punta Giovannini che mette il pallone in out. Certamente non abbiamo forse parlato poco di Giovannini, ma è un altro di quei difensori centrali che in eccellenza stanno facendo la differenza. Sì, è un ottimo giocatore, delle volte si piace troppo, nel senso che è un po' troppo lezioso, tant'è vero che adesso ha perso una palla sanguinosa sulla tre quarti offensiva e il Torviscosa non ne ha approfittato perché Puddu ha portato troppo la palla. Ora seguiamo con attenzione il calcio d'angolo. Giovannini da 20 anni con il San Luigi, ha fatto tutta la trafila partendo dai pulcini fino alla prima squadra di cui è diventato capitano. Pallone che spiove in area di rigore, nulla da segnalare, finisce per le terre Borsetta, strattonato. La palla lontana però, per cui credo che l'arbitro abbia preferito lasciar correre, cioè, a parte che eravamo in area di rigore, per cui palla lontana o vicina cambia poco. Si riprende con il rinvio da fondo campo da parte di Stefano Furlan, mentre vedo che sta svestendo la pettorina Tuan. Probabilmente sarà lui il primo a entrare in campo nelle fila del Torviscosa, che recupera palla con Lestani. Guadagna la rimessa laterale l'11 di Vittore Peloi, accelera le operazioni con la Lestani. C'è Deana lì in zona, gli offre la linea di passaggio, poi Deana lancia in avanti verso Puddu, di testa la sinistra su Borsetta, ancora anticipato, poi Cottiga anticipa ancora Peloi. Scontri vivaci e duri a metà campo, però si gioca più sull'interdizione che sulla costruzione, a tutto svantaggio dell'eventuale spettacolo che in questo frangente dell'incontro non riusciamo a vedere sul rettangolo di gioco del Simonetti. Altro fischio del signor Santarossa. Non è una partita cattiva, però è troppo tattica e commentata la partita, non è cattiva per niente, devo dire che comunque i contrasti sono sì decisi ma molto corretti, però come detto tanti fischi, non si riesce ancora a sbloccare perché le squadre hanno ancora gamba e riescono a stare ancora bene in campo. Vediamo con il proseguo dei minuti. Qui è strattonato Peloi, ci sarà l'ammonizione inevitabile per Janesic, che proprio a reo di una trattenuta evidente ai danni dell'esterno torzuinese. È pronto Tuan a entrare in campo, per cui credo che tra poco Vittore opererà la prima sostituzione a sua disposizione. Noi soffriamo ancora per, diciamo, meno di 10 minuti, tempo che ci vorrà al sole per scendere sotto l'orizzonte. Peloi vince 2 contrasti, ma poi genera un pallonetto controllato senza troppi fastidi da Furlan. Da quest'altra parte Zanon anticipa Bertoni, palla a terra, Borsetta sbaglia l'appoggio su Goz.
Mister, mi sono dimenticato anche mi sono dimenticato di farti i complimenti perché l'Asso Allenatori Friulana ti ha insignito anche del titolo di allenatore dell'anno. È vero che hai vinto Coppa e Supercoppa, però insomma solo tu quest'anno puoi fregiarti di questi titoli e è giusto farti i complimenti. Ma intanto parto con ringraziare i miei giocatori e la mia società, senza i quali ovviamente non avrei potuto ricevere questi bei riconoscimenti, e grazie a chi mi ha votato. È la chiusura di un'annata straordinaria che rimarrà indelebile nei ricordi miei e di tutto, chiamiamolo, popolo giallo-rosso di Gemona. Zanon spazza via il pallone senza troppe remore. Si fa anche fatica a trovare lo spunto per il commento in questa fase dell'incontro, perché davvero sta succedendo ben poco sul rettangolo di gioco del Simonetti, altro lancio fuori misura. Adesso speriamo che con l'ingresso dei rilievi, dei cambi, venga modificato un po' anche l'andamento tecnico e tattico dell'incontro. La posta in gioco è talmente alta che anche gli allenatori aspettano a fare una mossa perché non vogliono alterare l'equilibrio, visto che comunque 0-0 al momento può anche andare bene, però io mi aspetto che appena uno dei due faccia una mossa poi quell'altro risponda con ovviamente la contromossa. Attenzione San Luigi ora con Stipancic, era una palla interessante, però è stato molto bravo Biasone nella chiusura. Il San Luigi prova a fare qualcosina in più e il Torviscosa va in ripartenza, ma ci vuole l'episodio, il pizzico di fortuna, altrimenti non si sblocca. Mister, passando al campionato, in attesa che succeda qualcosa in campo, Chions e Lumignaco sta facendo corsa a sé, a loro, visto che sono in due, oppure rientra qualcuno? Mentre c'è un problema di crampi addirittura per Pertoldi, che è già ammonito, per cui magari potrebbe essere lui il primo cambio. Chions e Lumignaco sono andate oppure rientra qualcuno? Magari Gemonese e San Luigi proprio, oppure all'inseguimento. Torviscosa che sono i terzi, allora secondo me potrebbero rallentare un pochino, però sono stati talmente bravi e talmente straordinari nella prima parte che secondo me non riesce a prenderli più nessuno, quindi io credo che sia molto complicato rientrare e faccio veramente i complimenti a loro e in bocca al lupo per il proseguo. Detto questo, sicuramente non si regala niente a nessuno, anzi. Con i nuovi acquisti anche il Chions però dimostra di volere a tutti i costi andare su. Ha dato un chiaro segnale alla Lumignaco in primis e comunque al campionato: noi ci siamo e vogliamo andare fino in fondo. Nel frattempo vediamo cosa succede, perché Pertoldi non riesce ancora a riprendersi dai crampi. Vittore sta pensando a una sostituzione, ma non ancora, perché in realtà Tuan, che stava svestendo la pettorina, l'ha indossata di nuovo, quindi Pertoldi è uscito dal campo. Adesso Vittore gioca 10 contro 11, strano. Ecco il problema con la Vetta, che si presenta in maniera ridondante, perché con Colavetta adesso sarebbe potuto entrare lui e invece ora o si inventa un Deana, lo riporta dietro, ma non credo, oppure doveva fare entrare Baldin o un Gode a sterzino, non lo so. Adesso Vittore cosa pensi? Io non conosco bene i suoi giocatori, sono curioso di vedere cosa fa. Giovannini dà un'occhiata in mezzo, poi sbaglia forse la calibratura del cross, comunque controllato da Bertoni. Bertoni va l'1 contro 1 su Goz, che riesce con la collaborazione di Deana a rimettere il pallone in fallo laterale. Eccolo no, non c'è ancora il cambio. Stanno facendo di tutto per far entrare Pertoldi e non vedo nessuno che in maniera decisa vada verso la panchina per il cambio, quindi Vittorio vuole aspettare e accertarsi del fatto che Pertoldi possa giocare, però sono in 10 contro 11, è una fase delicata. Adesso vedo che hanno chiamato il cambio, proprio in questo istante a un suo collaboratore Vittorio ha detto chiamiamolo, ora vedremo chi è. Allora, nel frattempo è arretrato Goz, sì, esatto, sì, sì. Goz è andato a prendere il posto di Pertoldi là sulla destra. Pudu resta come punto di riferimento offensivo con Lestani che gli dà una mano. Adesso di nuovo è un 3-3-3 quello anzi no, tiene i 4 uomini dietro in difesa, con Goz che va a coprire là sul fronte destro sulla destra del fronte difensivo del Torviscosa. Entrerà Fiorenzo, quindi Davide Fiorenzo, classe 99, al posto di Pertoldi, che purtroppo è ancora fermo, però credo che non siano a questo punto crampi, sarà anche un problema di diverso tipo, perché se fossero crampi si sarebbe probabilmente già rialzato.
Quindi ecco il cambio, esce Giacomo Pertoldi che l'ha disteso con le cure del caso ed entra al suo posto Davide Fiorenzo, classe 99, numero 16. Questo Fiorenzo abbiamo parlato molto bene, è una punta, quindi a questo punto la disposizione del Torviscosa in campo sarà Borsetta terzino perché l'ha già fatto, è uno che ha gamba, è un ragazzo molto utile, è un che dà grande disponibilità e quindi Fiorenzo farà la prima punta e il resto rimane invariato. E comunque Deana rimane davanti alla difesa, anche se adesso è andato lì centrale, però non cambia questa scelta di Vittore. Pallone che arriva a centro area e Volpe Muyesan non sbaglia, 1-0, 2 palloni toccati, 1 gol, niente da dire. San Luigi che passa in vantaggio. Io stavo notando sul mio tabellino la sostituzione. Il San Luigi ha trovato la traiettoria velenosa su cui si è avventato Muyesan, sfruttando forse l'indecisione del Torviscosa che si stava ancora piazzando in fase difensiva. Sì, gli attimi di assestamento che ci volevano per il cambio, il cross è arrivato da quella palla, guarda caso Stipancic che la qualità nei piedi sono indiscutibili e Muyesan si è sfilato e da pochi metri ha castigato. Ora vediamo il Torviscosa cosa fa per recuperare la partita. Muyesan dunque passa, porta in vantaggio il San Luigi con un gol da rapace d'area di rigore, il numero 10 Giuliano. Azione estemporanea ma efficacissima della formazione di Gigi Sandrin. Adesso ha scatenato la gioia dei propri tifosi. Torviscosa rimasto un po' perplesso anche Vittore, perché lo vedo lì davanti alla panchina, se l'è un po' presa con i suoi centrali di difesa, ma va anche detto che era un momento di assestamento con l'ingresso in campo di Fiorenzo e proprio Borsetta che era andato a coprire la zona di campo lasciata sguarnita dall'infortunio di Pertoldi che comunque si è rialzato, per cui nulla di grave per nulla di gravissimo quantomeno per il giovane classe 2000 di Vittore. Vediamo anche Alestani ha i crampi, ha qualche problemino, i giocatori cominciano a stare a fatica, è la prima partita dell'anno e non ci sono i 90 minuti, quindi ora la differenza la faranno anche le panchine e infatti vedo parecchio movimento su entrambe. C'è una sorta di time out al Simonetti, anche perché sia Lestani sia anche Bertoni hanno problemi. Si rialza il giocatore, anche Janesic lo vedo un po' claudicante. Un po' di cambi nel San Luigi, entra sul rettangolo di gioco, vediamo appena il numero 14 Andrea Carlevaris, classe 2000, uno dei gioiellini della cantera triestina, e entra al posto di Janesic, stanchissimo il giocatore con numero 11, entra al suo posto il giovanissimo Carlevaris. Vediamo se riesce a riprendere il suo posto dentro il rettangolo di gioco Lestani, che invece è ancora fermo, disteso con un problema alla caviglia sinistra, certamente a crampi, ma anche lui come Pertoldi ci mette un po' prima di riprendere. Si è anche tolto la scarpa. Eccolo Lestani che trotterella di nuovo fuori dal campo, ma credo che possa riprendere il suo posto in campo. Quindi facciamo un po' di ordine. Nel San Luigi è entrato Carlevaris al posto di Janesic e ci attendiamo, Carlevaris comunque il ruolo è più o meno lo stesso, forse Carlevaris è leggermente più avanzato. Sì. È un giocatore più offensivo di Janesic, ricordiamo che è uno dei protagonisti che ha vinto il titolo al FVG 2 anni fa con i giovanissimi, è un ragazzo di grande talento e è uno di quelli che può spaccare la partita. Intanto Lestani non rientra, quindi di nuovo in 10 contro 11 il Torviscosa. Anche Godeas però non deve essere in grandi condizioni, perché credo che
a questo punto, se hai Gode a Sano, lo butti in campo se puoi farlo. Probabilmente sì, e se Vittorio non lo fa un motivo ci sarà. Potrebbe avere Tuan che è un buonissimo giocatore, però è un centrocampista, ma prima di levare le stani, insomma, ci devi pensare 2 o 3 volte, quindi Vittorio è giusto che lo aspetti. Intanto finalmente Deo Grazias, il sole è andato oltre l'orizzonte, ci consente una visibilità quantomeno non disturbata dai raggi paralleli al terreno di gioco. Cotiga, a proposito di rappresentative, anche Cotiga è uno di quelli che hanno vestito la maglia del Friuli Venezia Giulia ai vari trofei delle regioni. Adesso sarà impegnatissimo Buso, perché con i suoi invece danno la rete a Cotiga e non a Muyesan. Si vede che l'ultimo tocco è stato proprio del numero 8. Avranno rivisto le immagini. Ai telespettatori, ma sembrava Muyesan lì, perché c'era un po' di confusione, ma insomma bene che l'abbia fatto un ragazzo, dai, il nuovo che avanza fa sempre piacere. Mister, a dire la verità, anch'io con la coda dell'occhio ho alzato, ho visto Muyesan, per cui ero convinto che fosse lui, quindi vabbè, dai, ma non importa. L'autore del gol adesso anche lui ai crampi, come vediamo la partita del dopo panettone è sempre una partita un po' complicata. Ma secondo te a Sandrin che abbia segnato Cotiga o Muyesan cambia qualcosa? Assolutamente niente, lui quando ha visto la rete gonfiarsi lì non ci ha capito più niente, adesso sto già pensando come portare al 95esimo così. Mentre c'è proprio Cotiga vittima dei crampi, dai mister, raccontaci un aneddoto di te, Sandrin e anche Furlan magari in squadra assieme. Beh, quello che posso dire, una cosa che accomuna noi tre è sicuramente il temperamento, sia Furlan che Sandrin è gente come me, nel senso che il temperamento non manca, vogliono fare le cose al meglio e da un punto di vista hanno un approccio al lavoro decisamente professionale. Sandrin anche come te, insomma, ha all'attivo anche una grande carriera da giocatore e anche categorie importanti, perché ha militato anche lui in Serie B. Beh sì, lui ha fatto B, C, insomma, per lunghi tratti, poi ha giocato in Serie D, poi ci siamo trovati insieme a giocare in eccellenza, è stato un piacere, insomma. Quando giocavo ero un po' più un marcatore, un po' più tignoso, lui era un pochino più elegante, un po' ogni tanto alizioso, e infatti insomma si vede un pochino la differenza delle squadre, però entrambi di gran temperamento. Tanto si rialza il giocatore giuliano e c'è al punto di battuta Villanovic col suo sinistro, mette il pallone in area di rigore, libera Zanon, Pavan, poi anticipato Fiorenzo. Adesso toccherà proprio a Fiorenzo fungere da punto di riferimento avanzato del Tor Viskosa, con Pudu che resta largo a sinistra. Pavan ancora anticipato. A questo punto il gioco è in mano a San Luigi da un punto di vista tattico, non solo mentale ma anche tattico, perché il Tor Viskosa difficilmente riuscirà con questi uomini in campo a modificare, a variare un po' il tema del gioco, quindi San Luigi ha la partita in pugno in questo momento. Sì, onestamente sembra che il Tor Viskosa abbia accusato in maniera pesante il gol subito, invece San Luigi abbia ovviamente preso un po' di carica e si fa apprezzare. Adesso sta un pochino a Vittore e agli uomini proprio carismatici del Tor Viskosa in mezzo al campo a cercare di raddrizzarla. Intanto ristabilita la parità numerica, è rientrato Cotiga dopo aver ricevuto le cure del caso per i crampi che lo avevano fermato qualche istante fa, 11 contro 11. Zanon, Biasiol, ero già pronto a parlare di Biasiol come colui che si era lasciato sfuggire Muyesan. Tra l'altro anche lo speaker aveva citato Muyesan, adesso che faccio mente locale. L'errore è stato di tutti erano convinti che avesse fatto Muyesan, anche perché Muyesan è partito subito ad esultare e invece dai, dal più vecchio in campo è andato su un giovane, quindi insomma va bene così ma conta poco, dai. Solo chi non fa non sbaglia. Bravo mister. Altro fallo di Cotiga e questo è un calcio di punizione dal limite dell'area per il Tor Viskosa. È andato via Pavan sullo stretto, è riuscito a buggerare il giovane centrocampista del San Luigi. Infatti Sandrin si sta agitando davanti alla panchina dei triestini proprio per richiamare i suoi a una attenzione massima su questo tipo di situazione, perché il Tor Viskosa fa salire Zanon, fa salire Biasiol, c'è anche Deana lì al limite dell'area, tutti i saltatori
Pudu anche pronto all'incornata. Si rialza nel frattempo Pavan e Lestani sul punto di battuta. Lestani che da lì col destro può mettere la palla dove vuole, sullo specchio della porta. Vediamo cosa... Una palla tagliata forte verso la porta, vediamo, e infatti è così, però ha caricato troppo il tiro e la palla è finita sulla rete di recinzione. E quindi se ne va questa opportunità per il Torviscosa. Siamo arrivati più o meno alla mezz'ora di gioco del secondo tempo. I cambi hanno anche allungato la necessità di recupero, qui almeno un paio di minuti tra i crampi e le sostituzioni ci sono. Vediamo cosa succederà nel prossimo quarto d'ora. Ancora Lestani, Peloi, colpito duro da Bertoni, ammonito il numero 7. Altro pericolo che si può generare in questa fase finale della partita, mentre comunque Bertoni va a chiedere scusa all'avversario. Altro pericolo che si può generare in questa fase finale della partita è la stanchezza che ti fa arrivare tardi a eventuali scontri o comunque all'impatto con la palla, e si rischia di commettere anche dei falli evitabili, come in questo caso cartellino giallo inevitabile per Bertoni, ma poteva costare anche ancora più caro. Deana lancia verso Peloi, anticipato dal difensore. Resta comunque in zona d'attacco il Torviscosa con l'impegno di Pavan. Lestani la gioca su Pudu un po' in ombra fino a questo punto. Deana, solito guerriero a metà campo, se la prende con Stipancic, già battuto il calcio di punizione, accelera le operazioni Torviscosa. Zanon supera la linea di metà campo ma poi si ferma, anche perché tutto il San Luigi è dietro la linea della palla a protezione del risultato. Deve veramente cercare con il lanternino gli spazi, la formazione di Vittore, per essere pericolosa. Lo fa grazie all'ingegno di Fiorenzo, che riesce a recuperare, a lucrare un fallo nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Quindi altra opportunità da calcio piazzato. Come al solito salgono i saltatori per tentare l'incornata. C'è un mucchio selvaggio nei pressi del dischetto del rigore. Il signor Santarossa va a sincerarsi che gli abbracci che si vedono siano solo ed esclusivamente perché i giocatori si vogliono bene in campo e non perché vogliono impedire i movimenti sui tagli agli attaccanti o ai difensori in base al colore di appartenenza degli stessi. Ecco, finalmente si può partire. Arriva il cross per la testa di Biasiol, che si coordina, riesce anche a frustarla ma senza dare la giusta direzione alla palla, che si spegne sopra la traversa della porta di Stefano Furlan. Quindi tira un sospiro di sollievo il presidente Peruzzo, che è qui vicino a noi. Mister, però a questo punto il tempo stringe, mancano poco più di 10 minuti più recupero al termine. Cosa faresti se fossi al posto di Vittore in primis, ma anche al posto di Sandrin? Ma Sandrin, se fosse posto di Sandrin non farei nulla, perché vedo che la squadra ha preso coscienza del San Luigi, del suo valore, ed è in fiducia, quindi non farei niente di diverso da quello che sta facendo. Per quanto riguarda il Torviscosa, proverei a fare entrare Godeas per cercare di dare un po' di verve. Secondo me il ragazzino davanti, il 99, è bravo, però in una partita così importante, visto che comunque i fuori quota c'erano, non lo so, adesso vediamo. Che tutto dipende anche dalle condizioni fisiche di Godeas, che come detto, se fosse sano qualsiasi allenatore lo schiererebbe sul rettangolo di gioco, ma evidentemente non è così. Quindi Pino Vittore, che conosce i suoi giocatori. Rettifico quello che ho detto, ovviamente uscendo il 2000 il Torviscosa ha dovuto far entrare il 99, che è Fiorenzo. Attenzione a Fiorenzo, proprio sulla destra la mette dentro, arriva Borsetta, bravissimo Furlan ad anticipare Lestani. Torviscosa comunque è qualche minuto che si sta buttando avanti con decisione. Adesso probabilmente partirà il force in finale alla ricerca del pareggio e dei tempi supplementari.
Sì, comunque aveva 4 fuori quota in campo prima, per cui in ogni caso non era un problema di fuori quota. Borsetta. 2000, sì, è giusto, è un 2000, hai ragione mister. Deana. Altro lancio lungo, troppo sul portiere, non può intervenire il pool generoso Pavan, che ha corso in lungo e in largo per tutto il match. Adesso ci sono i tifosi del San Luigi che stanno guardando più il cronometro che stanno guardando più il cronometro che la partita, mentre i tifosi del Tor Viscosa sono lì un po' mogi a sperare che succeda qualcosa di positivo. Pudu messo giù e alto calcio di punizione e cartellino giallo per Giovannini, che sa perfettamente di aver commesso un fallo da ammonizione, infatti riceve il cartellino giallo, la sanzione, e riprende il suo posto al centro della difesa della formazione giuliana. Deana al punto di battuta. Più di 5 minuti, più recupero al termine della finalissima di Coppa Italia di Eccellenza, trofeo Diego Meroi. Tor Viscosa a caccia del gol del pareggio. Il calcio di punizione di Deana, va a cercare Zanon per la spizzata, però è già successo 2 volte nel primo tempo e anche una in questo secondo tempo. Qui San Luigi è bravo a far salire la difesa, quindi giocano diversamente. O viceversa Zanon deve stare un pochino più attento, perché essendo lui il saltatore più forte deve fare attenzione a non andare in fuorigioco. Va detto anche che secondo me non può prendere sempre la palla lui di testa, quindi devono marcare un attimino più stretto. Tornando al discorso di prima, quello che non deve fare assolutamente San Luigi adesso è abbassarsi troppo. Biasiol, altro lancio a cercare Pavan, ma infatti Pavan sconsolato guarda i suoi difensori, i suoi centrocampisti e chiede di giocarla magari palla a terra, ma senza questi lanci che sono di facile lettura per i difensori giuliani. San Luigi alla rimessa laterale, visto che stiamo avvicinandoci anche al finale di partita. Se dovesse terminare al triplice fischio, quindi al 90esimo più recupero, la partita, daremo subito la linea alla regia per uno spot pubblicitario, per poi recuperare la linea qui dal Simonetti di Gemona. Cercheremo di spostarci, anche se sarà tutt'altro che semplice, di spostarci sul terreno di gioco per seguire le premiazioni da lì. Dopo lo spot pubblicitario, se invece dovesse esserci un prolungamento con il tempo supplementare in caso di gol eventuale del Tor Viscosa, manterremo la linea e andremo fino al termine. Questo lo dico a beneficio di Francesco Zilli, che sta curando la regia qui da Gemona, e di Giancarlo Cella, altri dei ragazzi in regia in galleria Antivari. Lestani la mette giù, ma poi la palla arriva a Fiorenzo nella di rigore. Fiorenzo col sinistro la mette in mezzo, anticipato da male il portiere del San Luigi Furlan. Sentite i tifosi del Tor Viscosa che a gran voce stanno incitando i giocatori di Vittore. San Luigi adesso schiacciatissimo nella sua fase difensiva. Da Goz un assist per Peloi e poi Pudu gira al volo di destro, pallone che viene toccato da Giovannini, anzi da male, quel tanto che basta per mettere il pallone in calcio d'angolo. Cambio per Gigi Sandrin, che richiama in panchina Bertoni e manda in campo il numero 9 Sabadin, che si stava scaldando già da parecchio. Anche in questo caso applauditissimo Bertoni, che ha fatto una partita di grande sostanza, di grande corsa. Sì, a parte secondo me la prima mezz'ora dove anche lui pagava forse lo scotto della finale, l'emozione, poi insomma si è dato da fare, ha fatto 2 o 3 spunti importanti il primo tempo, poi ha proseguito per questa parte di secondo tempo. Adesso vediamo Sabadin, che è un attaccante, quindi insomma Sandrin non si copre, anzi. Bravo Sandrin.
forse non aveva anche tante alternative, per cui vediamo un po' cosa succede. Calcio d'angolo per il Tor Viskosa sul primo palo e Furlan, un intervento da campione, la palla gli è rimbalzata proprio davanti al naso, però è stato molto bravo, però non può essere che Biasiol per la seconda volta stacchi da solo di testa dentro l'area di rigore, quindi qua qualcosa va rivisto. Straordinaria parata di Furlan, bravo. Un riflesso pazzesco da parte dell'estremo difensore del San Luigi, che poi si è scontrato credo con un suo compagno di squadra piuttosto che con un attaccante. Voleva ribadire in rete, che era lo stesso Biasiol, voleva ribadire in rete e ha calciato la mano, ma lui anche lì è stato ancora più bravo perché con un balzo è riuscito a spostare la palla e poi il suo compagno ha liberato l'azione. E quindi ulteriore motivo per festeggiare il suo compleanno per Stefano Furlan, classe 1983. Si riprenderà con il calcio di punizione che comunque l'arbitro aveva fischiato, quindi l'eventuale gol di Biasiol sarebbe stato invalidato, ma c'era carica sul portiere in quel caso, successiva al primo miracolo dell'estremo difensore triestino. Adesso che siamo addirittura d'arrivo con il secondo tempo, mancano 5 minuti più recupero al termine circa, recupero che sarà sostanzioso perché tante interruzioni. Adesso poi il portiere ovviamente verrà medicato all'interno del campo e quindi insomma un paio di minuti sicuro, anche 3 o 4 verranno recuperati e questo è a vantaggio del Tor Viskosa, insomma, come giusto che sia anche. San Luigi che in campionato con Tor Viskosa e San Luigi, cosa hai combinato tu con la Gemonese? Noi abbiamo incontrato prima San Luigi e abbiamo vinto da loro 3-1, mentre col Tor Viskosa, che era già con vittoria venuto qua, hanno vinto loro 1-0, come ho detto prima, con un gran gol di Dean. Devo dire che insomma, anche se a San Luigi abbiamo vinto per 3-1, la partita è stata piuttosto tosta, ma lì eravamo stati molto bravi noi. Qua invece col Tor Viskosa è stata una partita sulla falsa riga di quella che stiamo vedendo, molto bloccata, molto tattica, e l'ha deciso un episodio che in conclusione è stato appunto un gran tiro dai 25-30 metri di Deana che ha fatto palo gol, insomma. Ma adesso ricominciamo a goderci questi ultimi 10 minuti della finale. Giusto per capire, mister, mentre attendiamo, hai lasciato libertà ai tuoi giocatori durante le vacanze oppure avete lavorato? Come hai gestito questo calendario particolare? Mentre seguiamo, attenzione Pudu, gol. Pudu, l'abbiamo detto, era in ombra fino a che ha avuto un pallone giocabile e alla fine su una difesa del San Luigi inspiegabilmente apertasi come il Mar Rosso davanti a Mosè, Pudu è riuscito da infilare sull'angolo opposto. C'è stato un errore in disimpegno sulla prima palla in uscita di un centrocampista del San Luigi, palla intercettata dalla mezzala, credo Goz, palla dentro per Pudu che è stato bravo a prendere posizione sul proprio marcatore e in diagonale ha battuto Furlan che ha potuto solo toccare la palla ma non deviarla fuori dalla porta. 1-1 e onestamente ci sta. Onestamente ci sta che comunque Tor Viskosa generosamente nel secondo tempo aveva cercato la via del pareggio. Voglio chiederti però da ex difensore oltre che da mister, devi dire qualcosa ai tuoi difensori perché in un finale mancano 5 minuti, sei avanti 1-0, prendere un gol così brucia parecchio. Onestamente è un errore grave, purtroppo lì la difesa quando un tuo compagno perde la palla in uscita nella tua metà campo difficilmente sei già pronto e hai chiuso bene gli spazi. Il Tor Viskosa è stato bravo a sfruttarlo, classica ripartenza, sono stati bravi e aggressivi in avanti, hanno riconquistato la palla, ottima palla dentro, ma poi bisogna dire la verità che Pudu è stato davvero bravo nel prendere posizione, tenere botta alla carica del difensore e poi fare gol. E dunque in extremis il Tor Viskosa pareggia i conti e questo è un fallaccio che vale il cartellino rosso. Questo è assolutamente, ha perso un po' la testa il San Luigi in questo finale con questo brutto intervento da parte di Potenza, che è uno dei giocatori più esperti della formazione di Gigi Sandrin. Animosità in campo, il signor Santarossa ha il suo bel da fare per tenere tutti tranquilli. Espulso Potenza e adesso attenzione che non è finita però, perché col San Luigi in 10 mancano ancora
un minuto più tutto il recupero, per cui può succedere ancora di tutto. San Luigi in 10, espulso Potenza, che ha un po' perso la testa, però da un giocatore esperto, sapendo che probabilmente dovrà giocare anche ai supplementari, lascia perdere. Ma allora io non so se è da rosso, però comunque il gesto c'è stato. Potenza non può dire di non aver alzato, mi dispiace per Potenza perché è un bravo ragazzo ed è uno con il quale vado molto d'accordo, però ha commesso una leggerezza. Il fallo è sembrato più cattivo poi di quello che è stato, perché poi il giocatore del Torviscosa si è rialzato subito. Adesso Sandrini deve correre i pari, ha tolto Carlevaris che era una punta offensiva per mettere dentro un difensore, e per la prospettiva auguro a San Luigi ovviamente di portare a pareri supplementari, ma poi giocare mezz'ora in supplementari, uno in meno, sarà veramente tosta. È cambiata la partita in un minuto, quindi non sono mai finite, incredibili. Ha assolutamente ragione il mister Fabio Pittilino, e dunque adesso finale a cardiopalmo con San Luigi in 10, Torviscosa in superiorità numerica, e è arrivato il pareggio grazie alla zampata di Puddu che ha rimesso in equilibrio il match. Ancora Puddu protagonista adesso sulle ali dell'entusiasmo, numero 11, grande intervento difensivo da parte di Villanovic, che poi è sceso sui piedi dell'attaccante. Deana di nuovo ribadisce davanti, Pavan su filo fuori gioco, Pavan, la palla arriva in area. San Luigi deve cercare di non prendere gol in questa situazione, è un attimino, sta vivendo un momento di sbandamento, deve essere bravi i più vecchi della squadra a tenere unito e compatti e stretti i reparti, perché se no rischia di non vedere i supplementari, perché il Torviscosa adesso ci crede e sta spingendo forte. Sai che vorrei rivedere l'intervento di Furlani però al limite dell'area su Pavan, perché è vero che ha influito sulla giocata, è stato bravo perché ha fatto anticipare la giocata a Pavan ed è per quello che non riuscito a far gol. È anche vero che l'ha travolto, ma la palla ormai era andata. Calcio d'angolo per il Torviscosa. Molto pericolosi i saltatori di Pino Vittore, pallone che arriva sul primo palo, libera ancora la difesa del San Luigi, ci sarà un altro tiro dalla bandierina. Cenno d'intesa tra Santarossa e Rette, il suo assistente di linea. Peloi al punto di battuta, anzi no, è una rimessa con le mani. Addirittura 7 minuti di recupero, beh, ma ci stanno tutti. Non c'è niente da dire, il gioco è stato spezzettato, fra infortuni, il rosso, attenzione Pavan, gran tiro, e questo sarà il terzo angolo consecutivo per il Torviscosa, che ormai è un assedio. In questi ultimi 4-5 minuti è un assedio del Torviscosa. San Luigi devono essere bravissimi a tenere botta ora, perché sarebbe un peccato per loro e se lo meriterebbero anche per quanto fatto fino a 5 minuti fa di non portarla ai supplementari. Storie tese lì in mezzo all'area, non a caso, sto scherzando, c'è Cristian Zanon in zona, però ci sta anche che vadano, conoscendolo, vadano anche a stuzzicarlo gli avversari, quindi Cristian deve essere bravo a non cadere nelle trappole. Calcio d'angolo, va tutto bene, poi la palla supera tutto lo specchio della porta, la insegue Deana. Deana va all'1 contro 1 con Giovannini, lo scontro fisico, adesso si scaldano gli unanimi anche in tribuna, sono saltati tutti gli schemi, si gioca solo a questo punto sulla lucidità mentale e sullo spunto nell'1 contro 1. Volevamo un po' di spettacolo, finalmente ce l'abbiamo. Sì, il gol di Cottiga ha rotto gli equilibri, il Torviscosa è stato molto bravo nel rimettere a posto, pur avendo passato, attenzione, questa è una gomitata di Zanon che poi io credo che gliel'abbia data a Sabadin, almeno da qui. Devo dire che il Torviscosa è stato bravo perché dopo i 10 minuti di sbandamento che ci stanno dopo il gol subito si è buttato in maniera decisa, con veemenza e in maniera ordinata in avanti, ha trovato l'1-1 meritandolo. E adesso San Luigi sta soffrendo, però ecco, è stato fondamentale poco fa Giovannini nel non farci saltare la Deana, e così adesso la squadra respira. Il recupero aumenterà. Il recupero aumenta perché ci sarà sicuramente recupero su recupero. Nel frattempo avevo inizialmente il sole, mi aveva fatto sottovalutare il calo brusco di temperatura che sarebbe arrivato con il sole oltre l'orizzonte, quindi adesso la luminosità si è abbassata e certamente la temperatura sta scendendo rigorosamente.
perché la temperatura fuori è scesa ma in campo è salita in maniera vertiginosa. Ed è per quello che sulle tribune nessuno si lamenta più di tanto, anche perché secondo me in tanti di questi, a parte i tifosi delle due squadre, ma in tanti erano presenti a Manzano l'anno scorso, dove il freddo era assolutamente indimenticabile. Ci ho messo una settimana per ritrovare l'uso delle dita, che erano completamente congelate, rientrando a casa dopo quella meravigliosa finale disputata dalla Gemonese e dal Ciandi Smuzzani e vinta dai giallorossi del mister Fabio Pittilino in quel giorno della Befana del 2017. Zanon di testa, la prolunga poi su Goz. Caramelli che è stato bravo a gestire la sua partita, perché è stato ammonito dopo circa 20 minuti. Però sul gol probabilmente era lui che è andato in contrasto con Puddu, forse per non voler far fallo è andato un pochino più tenero. Giusto mister, bravo, una nota da l'occhio del mister Pittilino, ci ha visto giusto anche in questo caso. Deana si avventura in dribbling tra le maglie verdi dei giocatori del San Luigi, mantiene il possesso della palla la formazione di Vittore. Tanto io chiedo anche a tutti coloro che mi stanno scrivendo di attendere la fine della partita, perché chiaramente non posso rispondere. Ok, continuano ad arrivarmi i complimenti per il mister Pittilino, mi fa piacere. Mister, male che vada, se il presidente Pretto dovesse rinunciare, non credo che lo farà, ma se dovesse rinunciare hai un futuro anche come commentatore tecnico. Non si sa mai, e ti ringrazio. E grazie ovviamente a chi da casa scrive. In attacco il San Luigi, si gira giocatore, poi in realtà va in chiusura anche, no, ma è andata direttamente oltre la linea di fondo la palla, e quindi si riprenderà con il invio da fondo campo di un Buso che nel secondo tempo, a parte il gol, non ricordo impegnato in altre circostanze, mentre Furlan ha salvato almeno un paio di volte la sua porta prima di capitolare con la zampata di Puddu. Mette giù Biasiol, Peloi con la Biasiol che è libero di impostare, libero di lanciare in avanti, e lanciato a rete, e anche qui protesta Puddu, mentre finisce per le terre Caramelli. E adesso io non voglio essere nei panni di Santarossa nel fischiare. Adesso dico quello che ho visto io, il fallo su Puddu non c'era. Puddu ha cercato di mettersi in mezzo a due, poi al minimo contatto è andato giù e secondo me Santarossa ha fatto bene. Poi nel contrasto un ragazzo di San Luigi è caduto e nella corsa Fiorenzo, ma credo in maniera volontaria, lo ha calpestato. E allora adesso qualsiasi cosa è buona, perché ovviamente durante una finale con una scintilla poi può succedere di tutto. E certamente il recupero sul recupero si allunga, abbiamo perso il conto dei minuti oltre il 45esimo, ci sarà un calcio di punizione per il San Luigi, anche perché la palla era finita oltre la linea di fondo. Eccolo qui intanto il triplice fischio finale del signor Santarossa, che decreta l'1-1 nei tempi regolamentari. Si dovrà procedere ai tempi supplementari per stabilire chi tra San Luigi e Torviscosa alzerà il trofeo Diego Meroi 2018, Coppa Italia di eccellenza. Come detto prima in fase di commento, noi teniamo la linea dal Simonetti di Gemona e proseguiremo fino al termine dell'incontro, altrimenti chiedo alla regia se ci siano altre indicazioni, ma io sono pronto a proseguire con il commento di un Torviscosa San Luigi che ci sta regalando emozioni nel finale, soprattutto dopo che il primo tempo era rimasto bloccato, poche emozioni, poche azioni da rete, con le due formazioni che si stavano schierando a specchio, impedendo l'un l'altra di sviluppare il proprio gioco. Nel secondo tempo il gol di rapina di Cottiga aveva cambiato il ritmo del gioco, aveva sbilanciato un po'
l'ago della bilancia. Poi il Tor Viscosa si è riversato a pieno organico a caccia del pareggio e sfruttando anche l'astuzia di Puddu si è garantita l'1-1. Poi con con Potenza espulso. Poi con Potenza espulso il Tor Viscosa adesso avrà un supplementare in 11 contro 10. Allora, cambio di tattica, do la linea alla regia per uno spot pubblicitario, ci risentiamo per l'inizio del primo tempo supplementare. Tempismo perfetto Maurizio, è tutto pronto per l'inizio del primo tempo supplementare. Stiamo commentando qui in tribuna quanto successo nei 97 minuti del tempo regolamentare. Vedo finalmente il presidente Pretto qui vicino a noi un po' più rilassato. Non ho visto neanche un gol, mi ha detto, perché deve stare attento alla gestione del tutto, quindi non se la sta godendo la partita lui, però oggi Gemona ha fatto una grande figura. Dopo sentiremo il presidente Pretto a fine partita, lo lasciamo ancora gestire qua la situazione. La gente, sfruttando anche la pausa, ha preso posto al bar del campo sportivo dello stadio Simonetti, ma la partita è di nuovo in gioco e quindi San Luigi che attacca da destra verso sinistra, opposto al Tor Viscosa a sinistra verso destra. San Luigi in maglia verde, Tor Viscosa in maglia blu. 1-1 dopo i tempi regolamentari. Autori dei gol Cottiga per i triestini, ha pareggiato Puddu nelle fasi finali del secondo tempo. Adesso è il San Luigi che si butta in attacco con Sabadin, guadagna un calcio d'angolo. Qua Villanovic sul punto di battuta. Non ci sono stati cambi, seppur comunque entrambe le panchine stanno tenendo i loro giocatori sulla corda, ma il calcio d'angolo San Luigi, la colpo di testa a campanile da parte di Caramelli, pallone gestito senza fastidi da Buso. Non ci sono stati cambi, ma credo che a questo punto gli allenatori aspettino l'evolversi delle cose per capire da farsi, perché è inutile adesso cambiare tanto per cambiare, no mister? Ma sì, adesso aspetteranno che sicuramente qualcuno farà provare problemi di crampi o problemi fisici. Adesso la partita si gioca molto di più sul fisico, sui nervi e con il cuore. Faccio notare che San Luigi, nonostante sia rimasto in 10, non disdegna le due punte, infatti si sono messi 4-3-2 e si stanno appoggiando molto su Sabadin, che ha più gamba di Muggia in questo momento, anche perché è entrato dopo. Però attenzione il Tor Viscosa che sarà pericoloso, e quindi insomma il Tor Viscosa rimane 4-3-3. Il San Luigi, nonostante l'inferiorità numerica, non si è messo 4-4-1 aspettando di prenderle e basta, ma è 4-3-2 con le due punte Sabadin e Muisan pronto a pungere in contropiede. Adesso proprio Sabadin, vice contrasto, si invola verso l'area di rigore del Tor Viscosa, mette il pallone al centro con Muyesan che viene tirato giù secondo il suo modo di vedere dal difensore lì sul giro dorsale. Santarossa non ha fischiato, ma straordinario Sabadin nell'andare via, mettere questa bellissima palla in mezzo. Muyesan ha lavorato di mestiere, è stato bravo a farlo vedere. Secondo me non c'è stata questa gran trattenuta, però se l'arbitro lo fischia non è uno scandalo. E quindi diciamo episodio da rivedere nell'area di rigore del Tor Viscosa con Muyesan protagonista all'inizio del primo tempo supplementare. Adesso altra nota di colore, ma dovrò chiederlo, voglio sapere quanti ettolitri di birra sono stati spinati, perché ogni volta che mi giro vedo qualcuno con un bicchiere pieno di birra in mano e credo che l'oste del Simonetti sia contento stasera, perché tra birra e vino rosso sta viaggiando a fiumi. Qualcosa come 3 chioschi qua dietro in più oltre a quello che c'è di solito, quindi saranno tanti sicuro.
è stata allestita anche un tendone proprio dagli alpini di Gemona che noi siamo arrivati qua alle 10 e mezza di stamattina, stavano già cucinando la pasta per la gente che arrivava a mangiare, quindi c'erano pentoloni. L'idea è quella di fare tardi, ma molto tardi, con vincitori e vinti tutti insieme, per festeggiare comunque una bellissima giornata di sport del calcio dilettante friulano. Il rilancio di Buso verso Zanon. Deana, disinvolto Deana, viene attaccato da Muyesan, gli sradica il pallone, poi eccellente Deana, un riflesso di ritorno per riuscire a recuperare il pallone sull'attacco di Muyesan. Va a proteggere, attacca Fiorenzo lo spazio, ma finisce per rovinare addosso a Giovannini, ed esperienza riesce a far viaggiare. Fiorenzo Peperino è già la seconda volta che si trova all'interno di situazioni così un po' al limite. Io sarei curioso di rivedere l'episodio a fine del secondo tempo, quando è passato sopra quell'altro, si è fatto apposta, perché nel caso fosse così manca l'espulsione. Con i piedi Furlan batte il calcio di punizione nella zona di Stipancic, anticipato, ci sarà la rimessa laterale per il San Luigi, ma necessariamente ritmi bassissimi in questo tempo supplementare, con le due formazioni che badano ancora a non scoprirsi piuttosto che a offendere, segnale evidente che entrambi hanno paura. Attenzione, attenzione, il guardialine sta chiamando l'arbitro, perché secondo me a gioco fermo Giovannini e Fiorenzo si sono, diciamo, suonate. Fiorenzo si sta dimostrando un valido giocatore, però è sempre in mezzo e infatti vediamo l'arbitro, l'avevo appena detto, cartellino rosso per Fiorenzo, 10 contro 10. Eh sì, ristabilita la parità numerica. Fiorenzo classe 99, era scritto, perché già da qualche minuto lo vedevamo vivace. Poi è chiaro che se te la vedi con un giocatore esperto come Giovannini, che in quei casi lì va abbastanza a nozze, è chiaro che ci sta l'errore del giovane. Adesso ti dico quello che ho visto io: Giovannini in maniera furba gli è cascato sopra, Fiorenzo voleva rialzarsi per ripartire, Giovannini non l'ha fatto rialzare e Fiorenzo ha reagito. Questo è quello che è successo, è un peccato, perché questo ragazzo l'anno scorso ha fatto 24 gol nella juniores nazionale del Tamai e aveva fatto vedere che ha delle buone dote. Dovrà lavorare sul carattere, ma sicuramente per i prossimi anni Fiorenzo c'è. E dunque 10 contro 10 in questo tempo supplementare, equilibrio in tutto e per tutto al Simonetti di Gemona, mentre continua ad arrivare pubblico che recupera il suo posto rientrando dal bar con bicchieri pieni di vino, di birra, di caffè. Ci sta anche, sento odore di vin brûlé anche, per cui mi attendo che la serata, come ci ha anticipato il mister Pitellino, sia davvero lunga. È già cominciata. Goz può sgroppare sulla destra, il pallone al centro, Pavan che ne ha ancora per andare a prendersi un buon corner, guadagnando sul suo cross il tocco di Male, e quindi rimessa, anzi il tiro dalla bandierina, se ne incarica Lestani e sale Biasiol, sale Deana. Zanon è già lì pronto all'incornata. Sul calcio d'angolo Torviscosa sa essere molto pericoloso, come ha dimostrato già quest'oggi e in generale in campionato. Difatti credo sia stato Zanon a colpire di testa, o Zanon o Pudu. È stato Pudu, però da notare che sulle palle inattive a favore il Torviscosa la prendono sempre loro la palla, e questo non è un buon segnale per il San Luigi. Adesso sono curioso di vedere come si metterà il Torviscosa con l'uomo in meno, però mi pare che anche Vittore opti per il 4-3-1-1, mi pare, o 4-3-2, comunque insomma giocano specchio ancora. Borsetta rimane comunque basso dietro a destra, però quello è lo schieramento del Torviscosa.
Ancora Deana che prova a svetare di testa ma viene anticipato, ritrova il pallone tra i piedi. Pavan ingaggia duello in velocità con Giovannini, bravissimo a togliere il pallone dalle mire di Pavan, poi però Giovannini si incarta e regala un'altra opportunità al Torviscosa. Pavan incrocia sul primo palo e Furlan, che era già per terra, è riuscito a smanacciarla in calcio d'angolo. Ingenuo Giovannini, è incredibile, hanno preso l'1-1 su una palla regalata, ne hanno regalato un'altra, stanno per prendere il 2-1. Direi che più bravo Furlan onestamente è stato Pavan, che ha ritardato la conclusione e poi non ha calciato molto bene. Furlan bravo a non andare per terra, però qualche demerito Pavan qua ce l'ha. Calcio d'angolo dunque per il Torviscosa, ancora Lestani sul punto di battuta. Pallone sul secondo palo, si rimane lì, resta sempre pressione la formazione di Vittore. Lestani sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare, la mette sul primo palo dove Furlan controlla il movimento di Goz. Vogliono il calcio d'angolo del giocatore del Torviscosa, ma l'assistente di linea conferma al signor Santarossa che si tratta di rinvio da fondo campo a disposizione di Stefano Furlan. Mentre ci avviciniamo alla fine del primo tempo supplementare c'è il cambio con il San Luigi che richiama in panchina Cottiga. Quindi l'autore del gol triestino entra al suo posto Francesco Gridel, classe 99, per cui esce nel 2000 e entra nel 99, necessità di mantenere lo stesso numero di fuori quota. Il lancio di Furlan, Muyesan cerca di disturbare Biasiol che mette il pallone, spaventato dalla presenza del bomber Giuliano, mette il pallone in fallo laterale. Milanovic prova a fare il gioco palla a terra il San Luigi, poi ovviamente c'è un lancio in avanti, preda di Deana che nella sua posizione di frangiflutti lì davanti alla difesa le sta prendendo quasi tutte. Altro lancio in profondità senza costrutto mal calibrato, quindi si spegne sul fondo questa iniziativa del San Luigi. Passeggiano nervosamente i due allenatori in panchina. Lì mister, cosa si prova lì? Perché a essere lì, non poter entrare in campo, vedere i tuoi in difficoltà, finale di partita. Devono essere bravi gli allenatori. Intanto Sandrino deve dimenticare di aver preso un gol a 3 minuti alla fine o 2 minuti alla fine, e Vittore di aver cestinato la superiorità numerica per 2 leggerezze. E adesso saranno molto attenti delle sensazioni che gli danno i suoi giocatori per far sì di avere in campo giocatori che stanno bene, perché adesso tu pensi a sia contromosse, però a leggere il viso dei tuoi giocatori, a come stanno, e cerchi di capire come stanno anche gli altri per quanto devi forzare o no la mano sulla partita. Adesso la partita, con l'espulsione di Fiorenzo, onestamente ha perso un attimino di grip dal punto di vista del temperamento. Il San Luigi si è calmato, adesso si sente meno vittima, e in 10 contro 10 adesso si vede che è un po' più calmo, e il Torviscosa cerca sempre comunque di fare la partita, e adesso una punizione con Pudo, Lestani e lo stesso Goz, che sono tiratori importanti. Vediamo che succede. Eccellente lo spunto di Pavan, che lì sullo stretto si è guadagnato un calcio di punizione al limite con la difesa del San Luigi, un po' ballerina nella circostanza. Sul punto di battuta ovviamente Lestani, c'è anche Goz. Deana giusto più indietro, ci potrebbe anche stare la Berta di Deana lì dal limite, che lui da lì davvero fa partire un destro potente, anche se vedo che si sta allontanando. Pavan e Lestani sul punto di battuta. Furlan capta il pericolo, mette 4 uomini in barriera. Attenzione anche a Zanon, che ha una posizione di rincorsa, pronto ad attaccare il lato debole dell'area di rigore del San Luigi.
con il calcio di punizione è andato direttamente in porta Lestani, ma calibra il pallone sopra la traversa di Furlan e quindi sventa la minaccia il San Luigi. Siamo quasi alla fine del primo tempo supplementare. Adesso sembra si sia proprio adesso in una fase di stanca dopo le emozioni vissute negli ultimi 10 minuti del secondo tempo e nei primi 10 del tempo supplementare. Adesso stanno probabilmente tirando il fiato, riservandoci magari qualche sorpresa per il secondo tempo supplementare. e non è che i giocatori adesso già cominciano a pensare alla lotteria dei rigori, oppure sapendo che c'è un secondo tempo supplementare che finisce subito? Sicuramente adesso stai molto più attento a non prenderla che a darle, perché non vuoi perdere adesso la partita, cioè nel senso che prendere un gol adesso significherebbe forse lasciarla agli altri la Coppa, quindi sono molto guardinghe le squadre. Vediamo chi è più coraggioso. È 10 contro 10, ricordiamoci, è anche il motivo per cui probabilmente gli allenatori stanno tenendo in campo i giocatori di maggior classe e con il piede migliore, tipo Mujesran, che in condizioni normali magari adesso lo sostituisci, però sapendo che forse ci sono i rigori lo lasci in campo. Un allenatore difficilmente toglie un giocatore del genere, perché Mujesan te la può risolvere in qualsiasi momento, quindi speri sempre che gli arrivi la palla giusta, come poteva essere prima sulla circostanza del rigore non dato. Eccolo qua, il duplice fischio di fine primo tempo. Tempo supplementare, è anche il motivo per cui mi aspetto che magari, se nulla succede, Vittore possa inserire Godeas proprio a un minuto dalla fine del secondo tempo supplementare, se non prima, proprio per fargli calciare eventualmente i calci di rigore. Adesso vedo che sto osservando anche i movimenti delle persone sulle tribune del Simonetti, che sta diventando una sorta di ghiacciaia, la temperatura sta quasi scendendo al livello del 2017 in quel di Manzano, dove a un certo punto mi ricordo di aver fatto delle interviste a fine partita a sotto zero, perché la telecamera, lo schermo della telecamera si stava appannando. Adesso secondo tempo supplementare al Simonetti di Gemona per stabilire chi tra San Luigi e Tor Viscosa alzerà per la prima volta nella propria storia la Coppa Italia di Eccellenza, trofeo Diego Meroi. Una Coppa Italia che sia Vittore, tecnico del Tor Viscosa, sia Sandrin, mister del San Luigi, hanno già conquistato. Vittore ai tempi del Chions nel 2014, Sandrin ai tempi del Vesna nel 2016. Le squadre però, le società sono ancora all'asciutto, sono due società storiche del panorama del Friuli Venezia Giulia, panorama calcistico del Friuli Venezia Giulia. È iniziato il secondo tempo supplementare, il lancio di Villanovic in avanti, Mujesan la spizza per Sabadin, attento Biasiol, Sabadin gli ruba il pallone con un buon sombrero, poi la mette giù, attende il supporto di qualche compagno, gli si parla innanzi Villanovic, un'occhiata in mezzo, poi un cross sul secondo palo dove è libero di corazzare. Questo è il calcio di rigore, sì, perché l'ha toccata con la mano. È andato per intervenire, gli è intervenuto, onestamente lui ha appoggiato la mano per terra e la palla gli è finita sulla mano. È una situazione al limite, però l'ha colpita la mano, però lui era con la mano a terra, l'ho visto benissimo. Ottimo l'ingresso di Sabadin per il San Luigi, ha dato verve ed è una spina nel fianco e da una sua iniziativa è nato il rigore. Allora, devo ammettere che tutti si sono girati verso il guardalinee, perché sembrava che sul cross di Villanovic fosse in fuorigioco Mujesan, ma invece è stato bravo a scattare proprio in linea con i difensori. Poi lì non credo che si possa gettare la croce addosso a Zanon, perché è sbilanciato e caduto sul pallone, per cui non può essere colpa sua, però inevitabilmente con Buso lì, insomma, in zona c'è stato un'indecisione fatale al centrale difensivo del Tor Viscosa, ex Virtus, ex Alil Muzzane, e adesso sul piede di
no, di Giovannini, c'è il calcio di rigore. Sabadin contro Giovannini contro Buso, palla da una parte, portiere dall'altra, rigore calciato perfettamente, forse anche più centrale di quello che ci si aspettasse, però San Luigi passa in vantaggio. Buso è andato dall'altra parte, rigore tirato in maniera perfetta. Adesso sta succedendo qualcosa lì, ma è normale, insomma, adesso le temperature sale ancora di più. Onestamente il rigore ci sta, ma siamo un po' al limite, perché Zanon è andato giù per intervenire di piatto, ha appoggiato la mano a terra e la palla per una carambola gli è finita addosso. Vediamo ora cosa succede. Eh sì, Zanon proprio ha messo la mano giù per terra per appoggiarsi proprio, non certamente per colpirla, ma l'arbitro era ben piazzato. Tra l'altro io stavo guardando con la coda dell'occhio anche le reazioni dei colleghi arbitri che sono qui a fianco nella tribuna a fianco, ed erano tutti abbastanza sicuri che il rigore fosse da fischiare, almeno ci c'erano gesti di approvazione, quindi la palla è andata sulla mano, quello c'è poco da fare. Dopo lì è questione del regolamento, quindi è sensazione dell'arbitro. Se l'arbitro l'ha fischiata è perché anch'io ho visto il fallo di mano, ma non credo fosse volontario. È chiaro che poi se sei sulla panchina del San Luigi dici ok, era rigore, se sei sulla panchina del Treviscosa ne crimini, perché sicuramente ci saranno delle polemiche sul rigore, questo è poco ma sicuro. E però adesso tutto da vivere il secondo tempo supplementare in 10 contro 10, il Treviscosa avanza per la pila con Pudu, il suo destro si immola, lo stesso Giovannini che si sta ergendo a protagonista di questo overtime, secondo overtime, rigore segnato da una parte. E tra l'altro lasciatemi applaudire davvero il gesto tecnico del capitano del San Luigi, che ha davvero tirato un rigore con la freddezza del veterano e nella maniera corretta, spiazzando Buso. Non ha assolutamente tremato il piede di Giovannini. Occhio adesso a Zanon che alza il braccio, e Zanon ammonito. Prima la discesa di Borsetta lungo la fascia, bellissima palla in mezzo, Pudo è arrivato col tempo giusto, ma sfortuna sua e fortuna del San Luigi che Giovannini ha intercettato il tiro sul quale probabilmente Furlan avrebbe potuto veramente poco. Ammonito Cristian Zanon, non vorrei, però lo dico lo stesso, anche se insomma si sa che poi i telecronisti vengono smentiti dai fatti una volta sì e l'altra pure. Vorrei sottolineare la storia di Giovannini, bellissima, parte dai pulcini e arrivi a giocare una finale con la tua società dopo 20 anni senza cambiare mai maglia, giochi una finale di Coppa Italia e segni il rigore che fino a questo momento è decisivo. Storia meravigliosa, vediamo poi cosa succede. Non me ne vogliono gli amici del Torviscosa chiaramente, però mi sentivo di sottolinearlo. Avanti con Pavan che schiuso a sandwich, fischia fallo Santarossa e ammonisce anche Stipancic per questo intervento con Pavan, che mi sembra quello più brillante dei suoi, quello con più gamba ancora Pavan. Lui e Borsetta sono quelli che ci stanno dando di più. Sono brevilinei e quindi sono sempre fastidiosi. Pavan e Borsetta sono da spine nel fianco, ma anche Pudo onestamente ha fatto una buona gara. Il centrocampo del Torviscosa forse un pochino mancato in questi ultimi momenti, ma insomma dai. Lestani sul punto di battuta, tutto San Luigi a protezione della porta, tutti sotto la linea della palla. Adesso Sandrin sostituisce Muyesan, sì, perché vedo che il numero 10 sta dirigendosi al piccolo trotto verso la zona dei campi. Muyesan sempre pericoloso, c'era sempre lui comunque nella protagonista nei due gol del San Luigi, e lui il cross, è suo il cross su cui Zanon poi ha commesso il fallo da rigore al posto di Muyesan. Vediamo se riesco a individuare il quinto cambio. Ti cedo il microfono, mister, mentre stavo cercando solo di capire quale giocatore del San Luigi sia entrato in campo. Credo Reder. Sì, Reder numero 18, perfetto. Ancora, ha perso addirittura la scarpa Pavan con la palla che arriva innocua dalle parti di Furlan. Pavan ha perso la scarpa, lì qualcosa deve essere successo, ma ormai saltati completamente tutti gli schemi, si gioca solo ed esclusivamente sulla aggressività. Deana, bravo Deana, perché si è accorto che Pavan era fuori gioco, allora ha preferito giocarla sullo stretto. Eccolo Pavan, il possesso palla, raddoppiato il numero 7.
fa possesso palla Tor Viscosa. Deana, ricevuto da Biasiol, Zanon attacca a pieno organico il Tor Viscosa, si schiaccia nella propria fase difensiva San Luigi con la Borsetta, attenta all'iniziativa sulla fascia destra. C'è Goz pronto alla rimessa laterale, palla in aria, classico schema per la testa di Deana, poi libera male, ma resta ancora Tor Viscosa in attacco. Grande lancio verso Zanon che finisce per le terre, si alza in maniera polemica, beccato un po' dai tifosi del San Luigi. Adesso Zanon, più che fare il centrale, farà l'attaccante aggiunto, credo, no? Ancora no, adesso vedo che sta parlando con Vittore, che mi pare che il ragazzo stia chiedendo se deve andare su, ma Vittore ha detto di no, vuole mantenere l'equilibrio della sua squadra così e basta. Ancora Deana la ributta in avanti, non benissimo Caramelli, che se poi in qualche modo Sabadin mantiene il possesso della boccia. Impagabile Sabadin, perché sta facendo un gran lavoro e da quando è entrato ha lottato su tutti i palloni, ha corso su tutto il fronte d'attacco, ha fatto respirare la squadra nei momenti difficili. Devo dire che gli ha dato davvero molto a San Luigi quel ragazzo oggi, assieme alle parate di Furlan e alla furbata di Giovannini sull'espulsione di Fiorenzo e il rigore, sono quelli che hanno inciso di più. Recupera il possesso il Tor Viscosa, si riprenderà con la rimessa laterale. Poco meno di 10 minuti, termine del secondo tempo supplementare. Tor Viscosa deve per forza di cose accelerare le operazioni, deve aggredire, deve crederci la formazione di Vittore. Mentre già festeggiano i tifosi del San Luigi, Peloi non combina con Pavan e allora è già dall'altra parte Kozman e duetta con il neoentrato Reder, va sul questo è l'espulsione, a parte che era già ammonito, ma sarebbe anche rosso diretto questo probabilmente perché era l'ultimo uomo, ma comunque già ammonito. Caramelli viene espulso, quindi San Luigi finisce in 9 contro 10. Sulla mossa di Vittore che ha spostato Zanon davanti, il quale è corso sul pallone scagliato da Deana, e adesso vediamo per questi ultimi minuti 9 contro 10 è una punizione comunque da una posizione più che interessante. Che finale di partita a Gemona tra Tor Viscosa e San Luigi. Io continuo a osservare i tifosi di San Luigi che stanno guardando solo il cronometro, chiedendo al tempo di passare il più velocemente possibile. Adesso però il Tor Viscosa, che è in superiorità numerica 10 contro 9, ha un'opportunità da calcio piazzato. La mossa di Zanon, punto di riferimento offensivo. Mancano 5 minuti più eventuale recupero al termine del secondo tempo supplementare. La mossa di Zanon, punto di riferimento offensivo, sta per il momento dando buoni frutti a Vittore, che però chiaramente spera di poter gonfiare di nuovo la porta di Furlan. Santa Rosa impegnatissimo a sedare le mini risse verbali e non solo che si stanno sviluppando dentro l'area di rigore del San Luigi. Perso quasi un minuto per la battuta di questo calcio di punizione. Ricordiamo espulso Caramelli per somma di ammonizioni, ma avrebbe meritato anche il rosso in questa circostanza perché era l'ultimo uomo che ha abbattuto Zanon. Lestani verso Pudu, ha anticipato Pudu, non riesce a coordinarsi, resta comunque in possesso di palla il numero 11 che guadagna la rimessa laterale. Pudu sul secondo palo, là è sempre un pericolo importante, sempre una minaccia per la difesa del San Luigi. Solita rimessa, solita spizzata di Deana, no, questa volta invece la spizzata era di Lestani. Attenzione a Goz che carica la Berta, palla abbondantemente sopra lo specchio della porta di Furlan. Buona opportunità. Ormai sappiamo già quello che succede in campo, il problema è come succede quello che sappiamo che succede. Adesso partiamo dall'ultimo tiro di Goz, approvato dai 30 metri, ma ormai a questo punto della partita al 117esimo è stato un po' pretenzioso come tentativo, doveva sfruttare meglio la punizione di prima. Adesso vediamo
come si organizza per gli ultimi 3 minuti il Tor Viskosa, che insomma la separano da una sconfitta piuttosto bruciante, perché a un certo punto, diciamoci la verità, quando erano loro in 10 contro 11 sembrava che avessero la partita in mano. Ancora cercato Sabadin, che generosa prova di seguire il pallone, ma poi carambola oltre la linea laterale. Già ha ripreso le operazioni il Tor Viskosa. Biasiol, c'è Peloi qui sulla verticale, riceve il terzino di fascia, ormai stabilmente sulla linea dei centrocampisti, per non dire attaccante aggiunto, attaccante laterale aggiunto. Sventagliata, spizzata su Zanon che taglia al centro, ma lì la presenza di Capitan Giovannini impedisce a Cristian Zanon di entrare in possesso della palla, di provare a essere pericoloso per la porta di Furlan. Deana, Buso recupera il possesso. Mi aspetto che prima o poi anche Buso partecipi più attivamente all'azione offensiva dei suoi, perché tanto ormai perso per perso Tor Viskosa in 10 contro 9. Certo. Peloi avanza, mette il pallone in mezzo, ancora Villanovic mette la palla in fallo laterale e adesso Vittore sta chiedendo ai suoi di avanzare ancora, seppur il portiere Buso rimane a protezione della porta. Ancora Peloi, verticale su Lestani, ma non vedo più niente anche perché si alza il pubblico. Lestani, Peloi, manovra il pallone, pallatella il Tor Viskosa. Pavan fa filtrare un pallone su Zanon, che ingaggia il solito duello corpo a corpo con Giovannini. Lì è rusticana la cosa. Ormai è la terza volta che prova, cerca il contatto in area di rigore, ma senza fortuna. Insomma, sono tentative poi che lasciano il tempo che trovano. Vedo ormai poca qualità, come è normale che sia, nel Tor Viskosa, nelle giocate, perché la stanchezza ormai la fa da padrone e il pallone in questi ultimi momenti pesa anche il doppio, perché ogni giocata può essere decisiva per il pari oppure per la sconfitta. Ancora Tor Viskosa, ultimissime battute. Messaggio anche per la regia al triplice fischio del signor Santarossa. Daremo la linea allo studio a Maurizio Ferrari e poi torneremo per le premiazioni, a meno che Tor Viskosa non arrivi al pareggio. In quel caso con i calci di rigore terremo la linea. Pudu! Ma perché parlo? Pudu la piazza sull'angolo opposto. La magia del calcio. Mister, gran gol di Pudu. Avevo appena finito di dire che la stanchezza aveva abbassato la qualità, invece Pudu ci ha fatto vedere un pezzo di bravura. Dall'altra parte però devo dire che troppo stretto il terzino quando ha ricevuto la palla Pudu, e il raddoppio di Giovannini è stato troppo basso, gli ha aperto la porta. Poi devi sempre metterla là, però non devi consentire di tirare a un ragazzo che ha qualità come Pudu un tiro così dentro l'area di rigore a 1 minuto dalla fine. Ha ammonito Pudu per si è tolto la maglia, ma credo che in casa del Tor Viskosa importi nulla questo cartellino giallo. Importa soprattutto il pareggio con cui Lorenzo Pudu ha di nuovo gonfiato la porta di Furlan e dunque rimettendo la partita in parità. Stavo dando messaggio alla regia dicendo in caso di gol del Tor Viskosa e quindi di possibili rigori terremo la linea qui dal Simonetti di Gemona, e mi sa che sarà così, anche perché ormai la partita sta volgendo al termine, sta chiudendosi anche il secondo tempo supplementare. Tor Viskosa in 10 contro 9, arrivato al pareggio, che senza voler essere tacciato di partigianeria credo che sia anche meritato da parte del Tor Viskosa, perché ha fatto qualcosina di più il Tor Viskosa, però un altro mea culpa da parte del San Luigi. Aveva 2 volte la partita in mano, se l'è fatta scappare una volta, era stato molto bravo a riportarla nelle sue mani, ed ora attenzione perché mancano 2 minuti e chissà che quell'espulsione di Caramelli non abbia deciso. Hai assolutamente ragione mister, un San Luigi sulle gambe, adesso Pavan
si mangia una ghiottissima occasione, lì ha peccato di lucidità, credo. Pavard probabilmente nel primo minuto lì avrebbe preso palla, avrebbe cercato di entrare in area di rigore per andare più vicino a Furlan. Ora ormai le gambe non ce la fanno più, come si suol dire, fanno Giacomo e quindi ha provato a calciare come veniva. Ma ormai penso che i rigori vadano bene a tutti e forse anche la degna conclusione di una partita che ha vissuto di emozioni da una parte e dall'altra, passata da una mano, anzi dai piedi agli altri. Diana la mette giù, è ancora comunque il Torviscosa, ma non c'è più tempo e dunque si ricorrerà alla lotteria dei rigori per stabilire chi tra Torviscosa e San Luigi alzerà il trofeo Diego Meroi 2018. Tra l'altro, mi fanno notare, mister, grazie anche a Ilaria Mastroianni, mi fanno notare che ci sono le cassiere della Virtus Corno, sono venute a dare una mano alla Gemonese e sono in cassa adesso a spinare bile anche loro, a battere le scontrine. Simonetti, affari d'oro. Poi onestamente la partita dopo un primo tempo, diciamolo così, un po' sottotono, ci ha regalato grandi emozioni con continui ribaltamenti di fronte e di padroni della gara. E allora salutiamo anche Silvia Braida e Roberta Romanut e le ringraziamo anche per l'impegno. Vi ricordo nel frattempo anche che si stanno giocando il Basket Day della Serie C regionale in quel di Gorizia e domani saremo a Gorizia, tra l'altro, per la finalissima di Coppa Italia di promozione, trofeo Aldo Tortul, con in campo i padroni di casa della Pro Gorizia del mister Coceani opposti alla Pro Cervignano Muscoli di Gianni Tortolo. Saremo ovviamente in diretta, quindi appuntamento alle 14:45 su Udinese TV per godersi anche la finalissima di Coppa Italia di promozione, sempre che io abbia ancora voce, perché dopo questa partita qui a Simonetti domani sarà complicato portarla a casa. Il mister Pitellino mi sono girato un attimo ed è scomparso, sarà andato anche lui no, eccolo qua che ritorna. Adesso lotteria dei rigori, entrambe le squadre hanno piedi buoni, però credo che a questo punto, tra stanchezza, tra poca lucidità, vedremo chi è rimasto in campo. Il piede raffinato conta poco, conta forse più la testa adesso, vero? Beh, sicuramente gli allenatori conoscono i loro giocatori, ma adesso andranno un pochino sul sicuro, nel senso che quelli che... La prima domanda è chi non se la sente, perché sicuramente c'è qualcuno che... Comunque se io dovessi dire per il San Luigi, secondo me sul pallone andranno Villanovic, Giovannini, Stipancic, Reder, e il quinto non lo so, dall'altra parte secondo me tirerà Buso, sono quasi certo, poi lo tirerà Zanon, Puddu, che con il gol del 2-2 possiamo dire che è stato il migliore in campo al 120esimo, con buona pace di tutti, perché insomma Pavant era anche il rigore, quindi insomma diciamo che era un po' di tempo che alla finale mi pare non andasse ai rigori e godiamoci questo spettacolo. Sì, nelle ultime 5 edizioni mai ai rigori, l'epilogo del trofeo Diego Meroi. Noi teniamo ovviamente la linea e rimandiamo la pubblicità alla fine della lotteria dei rigori e daremo la linea alla regia prima della premiazione che avverrà proprio sul campo, sul terreno di gioco del Simonetti. Intanto sto seguendo anche i commenti che arrivano da casa. Sono in tanti che dicono che il rigore era dubbio. Lì si può discutere, credo parecchio. L'abbiamo detto anche noi comunque. Sì. Avrebbe dato da discutere il rigore, perché Zanon ha preso la palla con la mano, ma il gesto non è stato volontario. Quindi poi lì è l'arbitro che il regolamento lì apposta, quindi noi possiamo solo commentare e dire quello che abbiamo visto. Pensa se venivano su nella nostra postazione a chiederci tipo VAR se si poteva rivedere o no, sarebbe stato interessante, magari il prossimo anno facciamo anche quello. Ma sì, diciamo, perché no? Sono emozionato anch'io, sto aspettando con trepidazione questi rigori perché
non mi era mai capitato di assistere a una finale che poi andasse ai rigori, quindi anche per me questa è una prima volta e non voglio cederla alla Coppa. È vero, perché più passa il tempo più la Coppa rimane ancora in casa gemonese, in casa degli amici giallorossi, in attesa di capire come si svilupperà. Lo faccio ora, così poi più tardi, magari preso dalla concitazione, me ne dimenticherò. Ringrazio tutta la crew che quest'oggi è arrivata qui al Simonetti per regalarci le emozioni della diretta. Ringrazio Francesco Zilli che sta curando la regia con 38,6 di febbre, stoico il nostro regista. Lo ringrazio, grazie anche ai cameraman, Terranova, ad Alberto, a tutti, ai ragazzi in regia. Domani si replica, per cui faremo il bis, saremo sempre in diretta per un altro grande pomeriggio di calcio in Friuli Venezia Giulia. Questo è il massimo livello possibile, le due migliori squadre che si stanno giocando il trofeo Diego Meroi, una manifestazione che sempre ha dato emozioni, ma chiaramente poterle raccontare in diretta a bordo campo con i protagonisti, con il mister Pitellino qui a fianco a me, è un'emozione incredibile. E allora dunque vediamo intanto sotto quale porta si batterà, perché nella nostra sinistra, quindi anche a sinistra dei tre schermi, ci sono i tifosi del San Luigi, a destra ci sono i tifosi del Tor Viscosa, per cui capiremo in base al sorteggio cosa succederà. Ovviamente adesso ai rigori diventano protagonisti due portieri. Io Buso non so come sia sui rigori, però io che mi sono allenato 2 anni con Furlan dico che si faceva valere, quindi vediamo se diventerà lui protagonista. Dunque si arriva a metà campo per il sorteggio, invece mi pare che si andrà a battere a sinistra, sì, perché Furlan e anche Buso si stanno dirigendo da quella parte. Temperatura, il termometro dice temperatura quasi vicina allo zero, ma non se ne accorge nessuno, a parte noi che siamo qua fermi, ma vabbè, quello è un altro discorso. Sarà Giovannini il primo a battere il calcio di rigore, quindi il capitano del San Luigi contro Nicolas Buso. Mi pare anche una scelta logica, perché Giovannini, essendo il capitano, essendo colui che freddo e glaciale ha realizzato il calcio di rigore, dimostrando di poter essere efficace dal dischetto, sarà lui a rompere il ghiaccio per i suoi colori. Quindi 2-2 al termine dei tempi supplementari, era 1-1 al termine dei regolamentari, e adesso lotteria dei rigori al Simonetti. Nel frattempo, per non sapere la da scrivere, gli amici del comitato regionale stanno già allestendo il palco delle premiazioni. Interessante il gioco psicologico fra Giovannini e Buso, avendo già tirato il rigore Giovannini, se cambia angolo oppure no, se Buso si butta dalla stessa parte oppure no. Cambia angolo e Giovannini dimostra di essere più forte di Buso. Bravo Giovannini, bravo. Buso da una parte, pallone dall'altra. In ogni caso applausi e complimenti al capitano del San Luigi, che il suo l'ha fatto in maniera impeccabile. Goz sul punto di battuta, il calcio di rigore. Goz contro Furlan, vediamo se, come diceva il mister Pitellino, il portiere del San Luigi saprà farsi valere. Ovviamente vedremo se Goz sarà in grado di gonfiare la porta. Stesso angolo di Giovannini, stesso risultato, segna il San Luigi, segna il Tor Viscosa, 1-1 nei rigori e 3-3 nel computo totale. Qui sarai freddo però, E adesso capisci cosa vuol dire essere qui a commentare le partite. Sì, però insomma volentieri sono qui a godermi questo momento. Adesso vediamo Stipancic sul pallone, se riporta avanti il San Luigi. Stipancic, autore di una partita di buona sostanza, non grandi picchi ma sostanza, solido. Grande qualità, che di solito lui è uno che dà qualità alla partita, però oggi ha corso tutta la partita, ha dato parecchia sostanza. Tutto pronto per la battuta del secondo rigore, batterà col destro.
è il primo giocatore a scegliere l'angolo opposto. Buso non ne ha indovinata una fino a questo punto e al San Luigi col percorso netto fino a questo punto resta in vantaggio. Ora toccherà a Pundu. Pundu potrebbe fare il triplete, è vero, è vero. Abbiamo già stabilito che lui è il miglior giocatore. Beh, nei 120 minuti sì, per quello che ci ha fatto vedere le giocate è la perla del 2-2. La palma del migliore in campo, comunque vada, io gliela do. Pundu contro Furlan. Pundu spiazza il portiere del San Luigi. Tripletta personale e a dimostrazione di quanto poca io capisca di calcio avevo detto Pundu in ombra, ha fatto 2 gol e il rigore di questo che tiene il vantaggio. Gli attaccanti magari sono così, li vedi poco, però poi nei momenti decisivi ti risolvono le partite. È interessante notare come su 4 rigori, anzi 5 con quello tirato nei tempi, nei 120 minuti, i portieri non abbiano mai intuito la traiettoria del pallone. Ora Male al tiro. Male contro Nicolas Buso. Male tirerà col sinistro se... No, col destro del numero 3. Attenzione a Buso che intuisce! E dunque l'errore di Male e la parata di Buso che si è buttato alla sua destra. Torviscosa con un'opportunità. Biasiol che va sul dischetto del rigore. Adesso tutto è nelle mani di Furlan perché Torviscosa ha fatto il break, come si dice. Vediamo se Biasiol saprà concretizzare questo vantaggio. Questo è il quarto rigore. Biasiol e Furlan intuisce, quindi si rimane pari, mister. Ma che partita è, mister? E niente, qua insomma si è visto che la qualità degli attaccanti di Giovannini ha fatto i gol, sono arrivati i difensori, i miei amati difensori, e si sono fatti parare i rigori, non è un caso. Adesso Villanovic, vediamo, perché l'ho visto calciare dei rigori in maniera un po' così, vediamo cosa combina oggi. Villanovic contro Buso, e quindi ho visto anche che i giocatori del San Luigi sono andati a confortare Male, proprio perché dopo la parata di Furlan il gioco è rimasto in parità. Col sinistro Villanovic contro Buso, incrocia, palla da una parte, portiere dall'altra, ha tirato molto bene. Sì, molto bravo, poco da fare. Villanovic, piedi d'oro, cantano, palla nel sacco. E adesso arriva Pavan. Adesso Pavan, che avevamo già intuito potesse essere uno dei rigoristi scelti dal Torviscosa. Sono molto più numerosi i tifosi del San Luigi rispetto a quelli del Torviscosa, però la partita è ancora in equilibrio e ricordo che si batte sulla porta vicino ai tifosi del San Luigi. Pavan ciabatta malamente il destro. Furlan aveva comunque intuito, ma Pavan l'ha proprio ciabattata. Sabadin ha nei piedi la palla della Coppa. Sì, perché questo è l'ultima tornata di rigore. Dovesse segnare Sabadin non servirebbe neanche il quinto rigore del Torviscosa. Onestamente, per quello che ha fatto in campo, quando l'ha messo in campo mister Sandrin, se la merita anche questa opportunità. Il pallone pesa tantissimo. Sabadin contro Buso, giustamente il mister Piterino ci dice pesa per la storia del San Luigi. Sabadin! La Trieste! E il San Luigi alzerà il trofeo Diego Meroi con il rigore decisivo da parte di Sabadin. Qui ingresso in campo aveva girato l'inerzia per parte triestina. Io a questo punto do subito la linea alla regia, ringrazio e saluto il mister Piterino. A voi, complimenti a San Luigi, complimenti a Sandrin per la doppia e grazie a tutti. E grazie a te Francesco ovviamente. Grazie al mister Pittellino, un numero 1 anche al commento tecnico di questa partita. Io do subito la linea alla regia, a Udinese TV. Tra qualche minuto ritorniamo con le premiazioni. A voi in studio.
Presidente, io non so bene che cosa chiedere, però penso che parlare della soddisfazione per questa Coppa sia poco, è molto di più questa Coppa per il San Luigi. Questa Coppa vale tantissimo per San Luigi, è un risultato di un lavoro di tanti anni che abbiamo messo in campo. Oggi avete visto quanti ragazzini ci hanno seguito e questi saranno il nostro futuro. Per oggi sono non soddisfatto, sono di più di quei ragazzi che giocano in prima squadra, tantissimi nati giovannini. Il capitano è 20 anni che gioca col San Luigi e questo è dimostrazione che siamo come gruppo, siamo come società e ci stiamo in eccellenza, siamo una società che può dire la sua in eccellenza, puntando sui giovani, ma il risultato di oggi è veramente appagante per tutto il lavoro e non finirò mai di dirlo che merito di questo è anche di Luigino Sandrin, che dal primo momento, quando è venuto con noi quest'estate, ha parlato della Coppa. Forse noi l'avevamo un po' sottovalutata, ma lui ci ha tirato fuori, ma soprattutto ai ragazzi, la motivazione giusta e quindi oggi abbiamo raggiunto questo traguardo che penso ce lo siamo meritato. Assolutamente Presidente, penso che nessuno possa smentire questo, però ci racconti la verità. Quando ha segnato Puddu con l'espulsione di Potenza, lì che cosa ha pensato? Ma ti dirò che anche dopo il 2-2 chi mi era vicino ho detto vincevamo ai rigori. Io oggi ero molto molto fiducioso, pensavo a un 2-1 per noi dall'inizio della partita, poi indubbiamente abbiamo regalato, perché possiamo dire che abbiamo regalato il primo gol, no? E quindi forse anche il secondo, ma sicuramente il secondo è stato un gesto tecnico di Puddu eccezionale, quindi il merito è tutto suo, nonostante i nostri errori. D'altro canto, se non fai errori non fai gol, quindi ci sta. Io ero, ripeto, molto fiducioso, i ragazzi poi ci siamo allenati molto molto bene e quindi bene così, dai, tutto. E a questo punto, Presidente, è un punto di partenza questa Coppa per arrivare dove? Ma per arrivare dove? Noi facciamo un buon campionato. Campo nuovo adesso. Mi auguro che domenica si inizi a giocare, domenica prossima si inizi a giocare sul nostro campo, il lunedì dovrebbe essere finito, speriamo nella Lega che ci dia l'autorizzazione per svolgere la prima partita domenica e poi nel nostro campo cercheremo di fare il fortino del San Luigi dove chi verrà a San Luigi dovrà sudare le famose 7 camicie. E sicuramente per almeno 12 mesi la Coppa, il trofeo dei minori, sarà nella sede del San Luigi ed era lì in bella mostra. Complimenti Presidente. Grazie tante a voi e a Gemona, dal sindaco in giù, non finirò mai di ringraziare per l'accoglienza, per quello che hanno fatto, per il campo, per tutto, dal sindaco al presidente, alla gemonese e tutti. Ancora una volta l'epilogo per il Tor Viscosa, anzi per Pino Vittore è negativo. Mister, è chiaro che ai rigori poi può succedere di tutto. La partita però l'avevate ripresa con quel 2-2, con quel gesto clamoroso, quel gol spettacolare di Puddu. Poi? I rigori sappiamo già che insomma non bisognerebbe mai arrivarci, no? Però purtroppo c'è questa regola, si va ai rigori, però è chiaro che è un terno all'otto e niente, io penso che alla mia squadra non posso dire più di tanto perché si sono impegnati tantissimo, hanno fatto una gara straordinaria, credo che sia stata una partita bellissima, avvincente e purtroppo ti rimane un po' l'amaro in bocca per aver perso i rigori. Avevi anche rotazioni, giocatori limitatissimi, perché visto che hai fatto un solo cambio praticamente alla fine. Sì, praticamente... No, non è che ce li avevo, sì, però se facciamo conto che Corvaglia fuori per un mese, Colavetta con la febbre, l'altro avevo il fuoriquota, combinazione che mi dava la possibilità di fare il cambio con Pertoldi, che si è fatto male, deve star fuori una settimana, 2 settimane, quindi tutta una serie di coincidenze che purtroppo sono andate a penalizzarci, ecco, rispetto a loro, se vogliamo, perché insomma... Adesso non è che voglio mettermi a piangere, ci mancherebbe, perché hanno fatto tutti quello che c'era da fare, però insomma a noi
se questi giocatori invece di essere assenti erano presenti, probabilmente avremmo fatto qualcosa in più, ma col senno di poi, non è scritto. Ricordiamo che anche Golias non era in condizione di giocare stasera. Perché anche lui ha avuto un problema, lo stiamo recuperando, sì, però insomma non si poteva fare grandi cose. È chiaro che sul rigore che mi hanno detto che proprio non c'era. Diciamo che si può discutere sul rigore. Sì, ma c'è una finale di Coppa, insomma io un rigore del genere ad averlo o a non averlo non è la stessa cosa. Comunque andata così. E vabbè, mister, comunque si conferma un Torviscosa solido, perché avete recuperato una partita in condizioni difficili, non mollate mai, avete perso i rigori, ma vabbè, sono rigori, non è gioco, può essere soddisfatto in vista del proseguo del campionato. Sì, sono contentissimo veramente, perché siamo caduti in piedi, siamo proprio caduti in piedi. Però la prestazione della squadra, perché quando si giocano le finali che sono partite secche, no? Ci sono tante situazioni da verificare, no? Non è una partita normale, è una partita un po' diversa, però sono contento perché, ripeto, siamo caduti in piedi. Grazie mister e complimenti per il futuro. Grazie a voi. Ed eccolo qua ai nostri microfoni in diretta Gigi Sandrin, vinta col Vesna, vinta anche con San Luigi, mister, che fatica però fino al calcio di rigore. Diciamo che ce la siamo complicata, però credo che ce la siamo meritata. Personalmente non sono contento, di più. Vincerla una volta credo per qualsiasi allenatore sia il massimo, ripetersi sia qualcosa di fantastico. Devo dire la verità, la partita l'abbiamo fatta come l'avevamo preparata. Credo che non rubiamo nulla e credo che sia il giusto premio per questa gente qua che ci ha sostenuto e che si è spostata da Trieste per venire fino a qua. Mister, era avanti 2-1, poi il Torviscosa con gol di Pudu vi ha forzato in supplementari, lì bravi voi a rimanere concentrati. Non abbiamo gestito bene due situazioni, sicuramente l'espulsione di Potenza che fino a quel momento credo sia stato il migliore in campo. Ci ha un po' complicato la vita, però il carattere e probabilmente anche la voglia che abbiamo dimostrato oggi per tutto l'arco dei 120 minuti l'ha fatta della padrona. E adesso tu lo sai già cosa vuol dire, si avanza alla fase successiva, fase nazionale, cosa ci aspettiamo da San Luigi? Ma niente, intanto siamo orgogliosi di rappresentare il Friuli Venezia Giulia, intanto ci godiamo questa vittoria e poi abbiamo il tempo per ricaricare e credo che abbiamo tutte le armi per poter dire la nostra. Poi nel calcio si sa, se siamo anche baciati dalla fortuna possiamo anche andare avanti, ma nulla ci preoccupa. Intanto ci godiamo questa vittoria che credo che per noi sia qualcosa, per questa società, qualcosa di storico e sia giusto anche il premio per il nostro presidente, che credo che sia veramente sia il premio per lui. Questa settimana credo che ci consegneranno anche il campo e credo che sia la miglior cosa, la prima partita ufficiale con l'esposizione della Coppa, credo sia il massimo. Complimenti mister. Grazie a voi. Capitano in mezzo ai suoi ragazzi, eccolo qua, giustamente lasciamo spazio anche alla festa di Capitano Giovannini, che so che anche ragazzini, sì. Attenzione ai cavi ragazzi, non voglio strozzare nessuno. Capitano, complimenti. Allora, l'avevamo detto in fase di presentazione, però io ho sottolineato anche in telecronaca la storia tua, cioè da Pulcino e San Luigi dopo 20 anni arrivi a segnare il rigore. Allora, ero grande come loro, ero grande quando ho iniziato e adesso li alleno e sono qui a festeggiare con tutta la squadra. Sono troppo felice, oggi veramente sono troppo felice. Senti, spiegaci però, intanto vediamo se i ragazzi si lasciano parlare, spiegaci il momento, cioè di testa l'avete vinta, perché restare concentrati con Torviscosa che avanzava pareggiato all'ultimo, freddi ai rigori, siete stati bravissimi, di testa l'avete vinta. Di testa, sì, perché di testa, di orgoglio, perché abbiamo avuto un anno quest'anno molto complicato con il campo che si sta rinnovando e abbiamo dovuto
abbiamo dovuto girare per tutta Trieste per allenarci, abbiamo faticato, abbiamo fatto tantissimi sacrifici e forse quella è stata una motivazione in più che ci ha portato a essere lucidi sugli 11 metri che ci ha fatto vincere.